Anticipiamo. Sì, Giuseppe, proprio subito. Andiamo. Tutti pronti? Sì, un po' di carbone indubbiamente c'è stata. Amici bellini, amiche belline, benvenuti sulla terapia di gruppo, che questa è una terapia quasi dove devi calmare gli animi. Non voglio pompierare assolutamente, mi voglio esaltare, voglio godere insieme a voi per quello che è successo, perché il coraggio, vedi, viene premiato. Si può parlare, qualcuno parlerà di fortuna, capisco tutto, perché giustamente loro il palo, le cose, però che cosa vi avevo chiesto? Non a voi, cosa avevo chiesto al Napoli? La prestazione, e poi avremmo parlato del risultato a prescindere da quella, perché era importantissimo confermare il lavoro fatto con Calzona, il coraggio ritrovato, la voglia di giocare a pallone e mettere in pratica certe cose tattiche vere che si vedono e si sono viste subito. Quindi che bello, proprio che bello a prescindere. Poi per come viene, per come si sviluppa, è ancora più emozionante, perché Siringa verso la fine, cose pazzesche. Nicola, grazie amico mio. E infatti, gli auguri, quelli che mi seguono su Instagram, non Azzurro Fluido, ma addirittura Valerio Fluido, già sanno, e quelli che seguiranno il canale, quelli che si iscrivono al canale stasera, vedranno la bambolina, perché abbiamo fatto la reaction insieme, eccola là. Abbiamo fatto, dammi la mano. E la reaction è, quindi non può, cioè io devo fare una proposta di engagement ogni volta che c'è una partita, e si deve vedere adesso tutte le partite, lo sapete che è così, è una regola imprescindibile. That's right. È una regola vera e propria. Grazie a tutti. Diego, baci. Non si possono fare 110 reaction. Avete ragione. Diego Pugliese, forza Napoli, Kviscia, vita mia, amore mio. Con un allenatore maggiore si faceva, ragione, proprio ragione. Purtroppo crescerà insieme all'emozione di questa partita, delle ultime prestazioni e della bellezza del calcio, del gioco del calcio, perché quasi niente è casuale, certe cose le devi trovare, devi lavorarci per trovarle. Il rimpianto dell'aver cominciato con l'allenatore sbagliato, dell'aver scelto poi Mazzarri dopo, sale, cresce, ed è un peccato infinito nella stagione post scudetto, nella stagione che poi ti porta il mondiale del club, la nuova Champions. Speriamo veramente che si possa fare un miracolo, perché avete visto qualche punto lo rosicchi, perché capita la partita della Lazio e cade, la Fiorentina ha pareggiato, però poi la Roma vince e il Bologna vince, quindi se ne scende l'Atalanta, però guardate quante squadre, è questo che vi dicevo, quante squadre. Però contemporaneamente erano tutti discorsi che presupponevano un Napoli arrendevole. Questo è un altro Napoli, onestamente, e ce lo godiamo come percorso. Povito, grazie mille a tutti che mi stanno facendo gli auguri, ragazzi. È un
è veramente un weekend speciale per me, per tutti noi. Evviva! Evviva! Allora, fatemi recuperare Vito, andiamo con ordine. Congrats to both. Bella partita, il Napoli ha giocato la squadra di nuovo, anche se la difesa concede troppe, alla fine ci è andata solo bene. Osi tira di nuovo rigore, è vero, non un ottimo rigore, bisogna aggiungere però che c'era un rigore clamoroso su Kvara nel primo tempo, clamorosissimo. Cambiaso gli ha tolto l'anima, quindi c'era il rigore là. Loro giocano sul nervoso. Vi farò vedere degli screenshot dove praticamente a Paramount Plus, penso li abbiate visti tutti, cioè a palla lontana quello che deve subire Osimhen, che gli tirano tutto, lo provocano, lo fanno. Non è calcio. Loro basano la loro prestazione su questo, studiano queste cose qua, ci provano, la studiano, e ogni tanto il Napoli, i nostri possono cadere nella provocazione, rispondere. Siamo stati veramente più forti oltre il dovuto, e c'erano cose che andavano fermate proprio a livello arbitrale molto prima. Cambiaso non doveva finire la partita, ma ce ne sono tantissime. Non un ottimo rigore, però ancora di più esce dalla gola quando segni sulla ribattuta e tieni anche quella paura. Vuoi vedere che è entrato prima, invece no, è uno degli ultimi che è entrato in area. Raspadori ha fatto un gol pure difficilissimo, straordinario, di sinistro, mamma mia. Senza parlare del gol di Kvara, senza parlare di Patrizia. Non parliamo di Patrizia, che ansia. Salvati se ancora in tempo, ma per carità, sposatevi, il matrimonio diverte. Vaffanculo tu e chi non lo dice, amico mio. E Marco Tarantino, ancora tanti auguri, un bacione alla baby. Grazie, preferisco questi messaggi qua, onestamente. L'ansia te la tieni tu. Tanti like e tanta donazione per Azzurro, dobbiamo recuperare il brillocco. Grande Claudia, viva l'amore, assolutamente sì. E l'amore è quello che poi ti fa svegliare la mattina, ti dà gli stimoli per fare tutta una serie di cose. Benvenuto George Danella, tra le altre cose, e vedo anche Tore Scarz, il Giorgiano. Traoré, tanta buona quantità ma corrente alternata. Raspa ci salva di nuovo, l'engagement porta fortuna. Push like, ciao, grazie mille Tore, grazie a tutti. Traoré è sicuramente un tema, perché ha fatto delle cose tatticamente. Vedete come lui è più alla sinistra, perché lo ha fatto in passato. Ecco perché dicevano non lo so come mezzala, e invece benino come mezzala, però c'ha quella tendenza ad andare a coprire quegli spazi che magari Kvara lascia quando si muove e va verso il centro, e Traoré è interessante sotto quel punto di vista. Il problema è che tu puoi fare la ripreparazione, puoi rimettere in gioco i muscoli. L'ho visto in affanno fisicamente, ovviamente, perché aveva giocato 40 minuti in stagione, e quindi è difficile averlo pronto per Tour de Force, per partite così intense. Ecco perché abbiamo capito perfettamente quello che Calzona sta facendo, una gestione di recupero di minutaggio per Traoré, ma con Zielinski che entra e da tesserato del Napoli fa il suo lavoro. È entrato anche bene oggi Zielinski, devo dire la verità, e quindi si recupera e si dovrà stringere i denti per il Barcellona. Quindi io immagino, senza doverne parlare già adesso, ma già ve l'ho detto, che con il Torino bisognerà far riposare qualcuno. Peccato, cioè arrivi al momento della stagione dove devi fare i filotti per recuperare classifica. Non si devono fare rivoluzioni, però devi calcolare che poi non hai ricambi in Champions League. Vincenzone, grazie sempre, sono io il vostro talismano. Io il regalo non potevi ricevere, senti i vocali, ascolteremo sicuramente anche i vocali. Vincenzone, tu stai, ho letto il messaggio degli amici bellini abbonati, portaci il quarto posto, Vince, portaci il quarto posto, perché stai dando una grossa mano. Grande Polli, grazie mille. Fammi un aggiornamento dei vocali, e sono d'accordo, partitone di Di Lorenzo, qualche piccola sbavatura, qualche piccola, perché noi in napoletano qualche piccola con 2 P sbavatura l'ha combinata, però ha fatto una partita di grande impegno e sacrificio, si è preso dei falli,
veramente, veramente hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo oggi, bisogna dirlo, e ci sarà un'analisi approfondita di tutte le prestazioni poi dopo, però prima dovrò postare la reaction perché non può mancare ed è penso straordinario, ci devo lavorare. Valeria, Napoli Juventus ormai a nome e cognome. Giacomo Raspadori, una sentenza unica, soluzione per la Juve compra, unica soluzione, ha ragione figlie femmine. Grazie mille Vale, ed è vero, che bellezza, alle volte i predestinati fanno dei gol che hanno un sapore diverso dagli altri, hanno un valore diverso dagli altri, e sicuramente sì, sempre allo scadere. Ricordiamo quanto ci fece esplodere, e anche questa partita qua ho urlato delle cose in reaction irripetibili. Che bello, sono momenti di proprio emozionati, proprio il calcio. Alessandro, grazie anche a te, auguri ad entrambi, quanto è stato bello vederli sulla linea di metà campo, e Sinatti già si inizia a vedere il suo tocco oltre il resto. Non lo so, amico mio, su Sinatti non ne ho proprio idea. Uno che arriva, che deve fare il preparatore, sicuramente li conosce a memoria e può intervenire su delle cose, però può essere anche che la preparazione fatta in un certo modo magari ti porta a crescere come un diesel e reggi tutta la stagione. Anzi, potrebbe essere anche che tu a un certo punto devi replicare quei tipi di preparazione fatto. Ronconi ha rovinato una squadra, tutto quello che volete voi. Io mi concentrerei di più su quello che ditatticamente non si è fatto, perché con un allenatore che fa giocare a pallone, che fa cose ordinate e logiche, la squadra gira, e magari si poteva fare benissimo così, reggere tutta la stagione fisicamente, visto che non stiamo avendo dei momenti di calo evidente, anzi, e quindi può essere pure che è tutto il contrario. Ma Sinatti è un professionista che fa bene, che è bello rivederlo. Anche lui però doppio impegno con la nazionale, vedremo sicuramente. E anche sulla linea di metà campo c'è da dire, perché voglio essere preciso, che l'abbiamo visto altre volte anche con Garcia. È un'immagine bellissima che ci piace, lo fanno altre squadre, non fa la differenza è il coraggio che vedo nella reaggressione alta, con coraggio, prendendosi anche dei rischi, però volendo asfissiare qualsiasi tipo di ripartenza, e quella è la cosa più bella, perché questa squadra è così che rende al 100%. Facite le buste. Grande Enrico, fate le buste. Vanno bene pure queste piccole bustine, sono molto apprezzate. Olivera si muove poco, non mi piace, con lui più qualità. Zexus Zealt, aiuto, hai ragione, sono d'accordo. Partita tosta anche per Olivera, e nel primo tempo 2 o 3 sbavature pesanti che hanno portato poi a occasioni per la Juve clamorose, quindi non benissimo. Secondo me rivedremo Rui col Torino, e poi ci sarà da tirare una monetina per capire cosa fare, perché aveva poi giocato benino in Champions League, quindi lì è veramente affidarsi alle caratteristiche e sperare di indovinare la scelta. Non mi sento di condannare nessuna delle due scelte, però sì, oggi Olivera qualcosina ce l'ha fatta rischiare. E Pepito mi chiede come hai visto Meret. Ragazzi, ha fatto l'uscita coraggiosa nel finalissimo, nell'ultimo assalto, quando buttano la palla dentro, decide di uscire, salta più in alto di tutti e spazza bene. Poi sul tiro di Chiesa forse lo poteva leggere, perché era abbastanza lontano, va nell'angolino, non lo so, si può rivedere, voglio rivedere la sua posizione iniziale, però mi è piaciuto che sia uscito nel finalissimo, dove è proprio il portiere che deve togliere le speranze alla squadra avversaria. Salgo io, potete sbattervi quello che volete voi, al massimo è fallo per me. E c'era un fallo su Anghissà clamoroso, dove hanno dato calcio d'angolo per loro, e lì che ho urlato e ho rischiato di diventare virale, ma diventiamo virali su altre cose, non fa niente. Quindi anche Meret, e anche una buona parata su Vlahovic, l'uscita sul palo di Vlahovic, ci sta a uscire lì, però secondo me è stato un attimo titubante, fa un passo, poi fa un passo indietro e poi esce.
Lì forse poteva fare meglio, e devo ringraziare anche Maurizio, lui veramente mette sempre la busta, devo dire la verità. Augurioni a voi due, aspetto la vostra bombolina e sempre forza Napoli. Grazie mille Maurizio, stiamo raggiungendo dei numeri pazzeschi di gente collegata online, è tardi ma dovevamo anticipare, devo vedere questi numeri salire e sto impazzendo, voglio leggervi tutti. Luigi, ti auguro una vita ricca di forti emozioni positive e soprattutto 11 figli maschi dal sangue azzurro. Facciamo la squadra, facciamo la cantera, la scugnizzeria la facciamo noi. Grande Luigi, grazie mille e grazie anche a RC, Anello e vittoria contro la Juve, ragioniere, è la somma che fa il totale. Che meraviglia, mamma mia ragazzi, che emozioni, ma che emozioni, Arostà. Eccolo qua. Ma che emozione, ma che cazzo dici? Ma che emozione? Quale emozione? Aiuto, che bellezza. Un ringraziamento anche a Andrea, senza messaggio, giusto il supporto, che ringrazio tantissimo, e Rocco, come ti dissi tempo fa, serviva il mister di campo, al netto che non siamo ancora guariti, si vedono cose interessanti. Il primis, il non mollare, assolutamente Rocco, assolutamente. È chiaro, quando prendi il gol che era l'80 e qualcosa, stavo guardando anche le statistiche, il Napoli chiude con un XG più alto, perché però devi contare anche il rigore. La Juve arriva a 1,77, il Napoli 2,13 per quanto riguarda gli XG, però c'è un attack momentum migliore del Napoli. Abbiamo tenuto, senza parlare del possesso palla di Mazzarri, ma abbiamo tenuto in mano la partita, rischiando anche qualcosina l'abbiamo concessa. Chiesa segna all'81esimo, potevi deprimerti, potevi avere paura poi di perderla, invece ci siamo messi là, l'abbiamo voluta fare, abbiamo voluto provare ancora, anche perché un pareggio non ti serviva a niente. Avrebbe fatto contento me lo stesso, a prescindere, perché guardo la partita e guardo l'analisi di quello che si è fatto in campo, però a livello di, se vuoi avere ancora delle speranze, servivano i 3 punti oggi senza alcun dubbio, e quindi sono troppo contento che poi alle volte il calcio premia chi ha più coraggio, e mi fa un piacere enorme. Adesso andrebbe messo Kvara Leao col video dei gol. Io la feci già, Francesco, tu te lo ricordi benissimo, già feci il video dei campioni a confronto, perché per me resta Leao un campione. Poi non lo so se tutti quelli che stanno online in questo momento in live hanno seguito tutta la diatriba. Leao mi ha risposto forza Milan. Ma che significa? Io ti ho fatto un appunto a livello di atteggiamento in campo che mi sembra indolente, me ne frega proprio che vieni, non vieni, che non vuoi venire, che non ce ne frega niente della... E secondo me i tifosi milanisti poi onesti hanno capito cosa intendevo, e alcuni lo condividono pure, perché molti dei tifosi del Milan dicono a Leao che deve smettere di camminare in campo, attenzione. Ma mentre facevo questo, mentre ieri succedeva questo, io pensavo che devo aprire lo scatolino, il cofanetto, devo andare in qualche posto speciale. Pensate che me ne fotteva assai a me Leao e della shitstorm che mi è arrivata su Twitter, proprio zero. E quindi va bene così. Mi hanno chiamato pure laziale, penso un po', perché poi l'idiozia, pensavano fossero insulti a Leao perché tu sei il laziale che va in frega. Siete un po' idioti, nel senso proprio di idioti, non c'è un modo di dirlo più tranquillo. Finalmente un po' di fortuna, spogliatoio rinato, e quando poi arrivano guarda, spogliatoio rinato è difficile da dire, nel senso che gli scontenti poi risultano scontenti quando non arrivano anche le prestazioni in campo. Calzona sta facendo anche una gestione degli uomini abbastanza ponderata, intelligente, che rispecchia più o meno quella che era la gestione, cioè c'è un nucleo di cui si fida, però non è talebanissimo, nel senso le prime volte ha sostituito Kvara, altre volte l'ha tenuto fino alla fine in campo, oggi l'ha risostituito ma col gol non si crea nessuna polemica. È allenatore di campo, è allenatore vero, è allenatore che capisce, è allenatore che cerca di fare il bene della squadra senza mettere il proprio ego davanti a nulla. Quindi a me questo fa un grandissimo piacere. Bisognerebbe anche ragionare sul futuro, perché
che ci arrivi o non ci arrivi in Champions, se hai fatto molto bene con Calzona ci dovresti ragionare. È chiaro che dovresti rifare tutta una serie di contratti, perché ha il contratto con la nazionale che se l'è meritato, un discorso che andrà approfondito sicuramente. E ringrazio anche Daniele con un super sticker. E ragazzi, non posso leggere niente, siete fortissimi oggi. Grazie Davide, siete bellissimi. Oggi Fortuna ha girato, assolutamente sì. Ne parleremo approfonditamente nell'analisi, perché sono successe tantissime cose e al di là di tutto penso sia stata una partita piacevole, perché è chiaro che la Juventus ti aspetta, ma riparte con forza, riparte con velocità, e noi a centrocampo c'era un Anghissà molto che si spingeva molto, Traoré ha cercato la zolla ma in fase di transizione negativa non sempre perfetto, qualche errore in impostazione lo abbiamo commesso. Lobotka ha fatto un'altra partita sublime, spesso da solo. La partita di Juan Jesus me la commentate voi, perché ha fatto un partitone, e anche Rachmani mi è piaciuto molto fino all'infortunio, molto molto bene. Bisognerà ragionare sull'infortunio di Rachmani, e tutti bene, tutti convinti di dare una mano ai compagni, quindi va benissimo. La fortuna te la devi cercare. Non so a quanti like stiamo, la chat scorre velocissima. All'altare vestito di azzurro, non lo so se me lo permetterà, ma sicuramente dei piccoli, un tocco di colore non mancherà. Che bello vedere Allegri triste, Allegri con quel sorriso isterico. Sì, sono piccole soddisfazioni. Di Lorenzo non al meglio Mazzocchi col Torino o brutti ricordi? Hai ragione Sergio, non al meglio è vero, purtroppo sta pagando l'intera stagione in affanno Di Lorenzo, però molto meglio di altre partite in cui l'abbiamo visto assolutamente soccombere. Oggi comunque ha garantito tanta spinta, non si è tirato indietro mai nei contrasti, ha preso dei falli importanti, e poi ricordate che questa partita è particolare, diversa dalle altre. Devi marcare non solo il tuo avversario, devi marcare l'arbitro, perché avete visto cosa fanno e lo fanno sempre. E la Bambulero diceva: ma che stanno facendo? Ma perché vanno tutti addosso? Perché loro fanno così e non si spiega. E ho dovuto spiegare, ho detto: guarda, lo vedi che sta proteggendo il dischetto del rigore, perché sono andati tutti a cercare di calpestarlo. È il non plus ultra dell'antisportività, è il non plus ultra di quello che non si dovrebbe mai vedere sulle partite. Gioca a pallone e fammi vedere chi è più forte. E invece no, sempre i mezzucci, sempre così. Ed è Amaron è giusto, Amaron qualche volta è giusta, e per fortuna bene così, bene così. Valeria, già, questi sono quelli là vecchi, devo scorrere veloce. Vedi, sta pure Losco, non so perché, perché cioè, l'anello, forse non meritavamo la vittoria, ma contro la Juve è sempre una goduia. Ragazzi, non meritavamo la vittoria, non me la sento, onestamente non me la sento. È chiaro che loro possono recriminare sul palo su qualche occasione, però l'abbiamo voluta, e nel secondo tempo che abbiamo creato di meno, però ci sono state diverse occasioni da una parte e dall'altra, c'è stato abbastanza equilibrio, abbiamo prevalso. Non me la sento di dire che non l'abbiamo meritata, onestamente. Però col Monza, hai ragione, col Monza tutta un'altra partita. Mamma mia, che cosa abbiamo dovuto sentire. Questo è il momento in cui me lo devi far sentire, Calzone. È anche una questione di rispetto, per dargli un po' di soddisfazione. Se lo merita di ricevere domande anche banali, piene di complimenti, e invece no, quando facevano parlare a chi là, che erano una pena da ascoltare, e mo che voglio ascoltare Calzona che parla più di campo, non lo fanno parlare in conferenza, non fanno nemmeno le interviste pre-partita. De Laurentiis è uscito su Paramount Plus, hanno inquadrato tutta la diatriba che lui diceva: cazzo devo venire, tutte le allucchi. Che brutto, che brutta cosa. Ma perché dobbiamo essere così? Ma perché? Tante cose proprio inutili che ti fanno perdere energie. Non è meglio. Non ti aiuta. Vabbè, purtroppo questo è. Penso che si riferisse De Laurentiis al fatto che quelli che entrano negli spogliatoi, nel tunnel, perché Hillary dice sempre: se avere la palla a destra, è sempre la solita cosa. Vabbè,
Vi abbraccio, vi bacio tutti e cerco di leggervi, prendo messaggi a caso. Molto bene il primo tempo, al netto degli errori fatti dietro, il secondo tempo siamo calati, dobbiamo riuscire a creare più occasioni contro le difese schierate, tanta voglia e un po' di mazzo e si ride. Ti saluto Carmine, te lo chiedo spesso, avete ragione ragazzi, siete per fortuna un'infinità e quindi cerco di fare il mio meglio. 600 like sono anche pochi, so che potete fare di meglio. So che c'erano tipo 130 like preventivi, quindi essendoci 1000 persone, oltre i 1000, si può arrivare tranquillamente a 900 like subito, ma proprio subito, e poi farli salire nel post quelli che si guardano. Ciao, tu che stai guardando la reaction, la live dopo perché non avevi tempo, ci sta tutta, ti ringrazio, sei il mio eroe, lascia il like adesso, va benissimo. E Giovanni Paliotti, benvenuto. Ma non si era detto che oggi non li tirava più? Poi cambiano gli allenatori, cambiano gli atteggiamenti, cambiano i momenti della partita. Io credo che era il momento, si è sempre detto che poi quando nel momento c'è un tiratore che se la sente, se lui se la sente si prende il pallone e tira. E poi tutto è bene quel che finisce bene, onestamente. Raspadori vive solo per questa partita. Allegri quando ride lo inquadrano di profilo, sembra il signor Barnes dei Simpson. Vabbè. Allora, urla di ADL nel tour, non lo devono fare, esatto, e penso si riferisse alle telecamere delle varie DAZN, di Sky, non lo so, evitabile. Poi c'è il momento in cui salta che diventerà un altro grandissimo meme, ringrazio il presidente che comunque ci regala dei momenti indimenticabili. 71% di possesso palla, diciamolo a Mazzarri. Abbiamo visto ADL che saltava, non è la prima volta. A New York sono le 5:20 del pomeriggio e oggi fa anche un bel caldo. Mister, quanto è importante la vittoria di stasera? E non c'è dubbio che gli avessero chiesto una cosa del genere. Ma vediamo che cosa risponde, anche perché la domanda è banale, è stupida, lo sappiamo, ma in questo caso è una domanda legittima, perché venendo da quella che avevamo fatto col Sassuolo c'era il pericolo di sentirsi dire però col Sassuolo che perde anche ancora con un brutto errore di Enrique, credo, perdono Berardi, sfortunatissimi. Secondo me è arrivato il momento che salutiamo pure il Sassuolo, e c'era il pericolo di dire avete fatto la voce grossa contro i cadaveri e poi invece no. Ecco perché questa volta veramente si può chiedere quanto è importante questa partita. Tantissimo, perché ti dà consapevolezza, ti dà una spinta nel fare le cose, ti fa fidare dell'allenatore, di quello che ti chiede, e allora fai con più fiducia. Secondo me uno dei problemi era che quando Garcia ti chiedeva delle cose, loro facevano le cose a metà, un po' tra quello che ricordavano, un po' tra quello che volevano fare, un po' quello che gli chiedeva l'allenatore, e le cose a metà non funzionano. Invece adesso ti convince, non parliamo di Patrazzi, non parliamo di Patrizia e di Mazzarri, non parliamo di Mazzarri, ma con i risultati il nuovo allenatore ti convince. E devo ringraziare, mi sa, Oppi, grande Valerio, ti vogliamo bene, ti voglio bene anch'io, e dovevo ringraziare anche Alberto che l'aveva fatto in pre perché non poteva seguire la live, e volevo ringraziare anche Alberto, e Alberto lo ringrazio così. Andate su Instagram, non è difficile da trovare, scrivete HEDEX e seguite l'amico Alberto, perché ha fatto una cosa nei miei confronti straordinaria. Il minimo che posso fare è ritornargli un po' di followers. La musica è bella, tra l'altro, non è che io per natura non sono mai contento, ho pensato più agli errori che abbiamo fatto che alla gioia della vittoria. Amore mio, è l'amore mio, Calzona, sei l'amore mio, rinnovatelo. Mementi indimenticabili, i mementi, rinnovate Calzone subito, trovate un modo, perché poi io se devo sentire forse pigliamo italiano, forse maronna mia, no, se Calzona fa bene, se il gruppo lo accetta, ma dai, non lo so, speriamo. Ma Cambiaso non ha ammonito per la seconda volta, assurdo, gli ha trattenuto la maglia, neanche fischiato. Quando hai ragione, 90 ab, assolutamente. E Cambiaso rigore netto su Kvara, ve lo farò vedere a costo di rischiare che mi buttano giù il video. Il rigore su Kvara è netto. Aspetta.
No, è perché lasciate like un attimo, perché gli amici abbonati stavano sul pezzo. Boh, non si vedrà bene perché il green screen, guarda là, guarda come guarda quante volte lo abbatte, ma che sa da avere più per avere un rigore, ma che si deve vedere più, è nettissimo. Poi il calcio su Osimhen magari era difficile vederlo, capisco che non lo chiami subito e vai al VAR, ma questo è nettissimo col VAR, non scherziamo. Fanno sempre questo, sempre. Lara, augurissimi, godiamoci la meritata vittoria. Loro dovevano giocare in esatto, ma senza dubbio i gol sbagliati sono errori e si pagano. Oggi ci abbiamo messo il cuore, godiamoci questa felicità. Sono d'accordo al 100%, perché quante volte abbiamo detto anche di noi stessi, e devi essere cinico, non puoi creare e sprecare. Se ti mangi il gol vieni punito, il calcio è così. Lo abbiamo sempre analizzato. Quindi per una volta prendiamoci quello che ci spetta in una stagione disastrosa, disastrata, e dovevamo approfittare perché la Juve, con onestà vi devo dire che era in grassa difficoltà, perché mancano McKennie e Rabiot, che sono due elementi distruttivi a centrocampo molto importanti. La scelta di non usare Kostic, non lo so se non era in grande condizione. Però Gatti mi pare avesse avuto dei problemi personali, insomma metti Alexandro che non sta performando più da 2 o 3 anni, insomma erano in grande difficoltà. Poi ha messo dentro i 18enni, brutto anche, mi sento di dire, poi la sostituzione del 18enne che gli hai fatto giocare 2 minuti, gli hai fatto fare il rigore, e sembra punitiva, anche se in quel momento tu togli il meno esperto per cercare di recuperare la partita. Sembra punitiva, poi devi fare tutto un lavoro agli occhi dei tifosi, l'hai distrutto, non lo so, non una grande scelta secondo me. Benvenuto Patrick, si inizia a vedere un Napoli voglioso che vuole vincere e si diverte. Frank, ti è piaciuto? A me molto, tranne un'occasione, non ricordo a che minuto, in cui torna indietro invece di andare avanti. Sì Angela, sì, mi è piaciuto, oggi prestazione più che buona di Anghissà, è stato come posizione in campo mi è piaciuto di più nel secondo tempo, è stato più ordinato. Nel primo tempo spesso si è buttato in avanti, però lo deve fare, un pochino lo faceva con Mazzarri con non grandissimi risultati, forse con Gazzona si muove un pochino meglio la fase offensiva e deve dare una mano, perché le due mezze ali nel 4-3-3 concepito alla Spalletti che stiamo vedendo devono andare a creare superiorità numerica e creare densità tutto da una parte, in modo tale che si indebolisce l'altro lato dove vai a chiudere l'azione. È molto importante che sia Traoré che Anghissà te li trovi insieme, che fanno questi movimenti qua. Sono di ritorno dallo stadio e dico che la stanchezza si è fatta sentire perché si è giocato in settimana e sicuramente questa cosa ha influito molto. Importante era la vittoria, senza dubbio Renato, li abbiamo visti un po' in affanno. Ecco perché non dico rivoluzione, perché poi perdi l'identità di squadra, però mi aspetto parecchi cambi contro il Torino per arrivare per giocarcela contro il Barcellona, dove ricordiamo non siamo favoriti, però è un altro Napoli che non va a fare la vittima sacrificale, onestamente, se la andrà a giocare. Un appunto su Meret, che non uscendo ha regalato un tiro a Vlahovic, meno male tirato sul palo. Sì, Brokencocci è lì che fa esco non esco, rimane in porta e poi esce. Lì l'ho detto a inizio live, però voglio anche sottolineare l'uscita che fa sul finale, sull'ultimo cross di Chiesa da calcio piazzato, perché si prende la responsabilità, prende una bella rincorsa, già al momento del tiro il portiere decide, faccio 2 passi e mi butto con le mani, e liberi l'aria e se ne scende un pochino l'ansia, perché lì nella mischia succede di tutto e non è proprio il caso. Saluti dalla Georgia, il Napoli era molto bello oggi, forza Napoli, forza Kvara, Levan Kcetshvili. I love you. I love you guys. You have no idea how much we love your people right now. It's crazy. It's something that only in Naples can happen. Like all of a sudden we are one face, one race. Ci abbracciamo tutti nel segno di un campione, perché questo qua è un campione, è un fuoriclasse.
che deve rimanere il più a lungo possibile a Napoli, trattato bene, valorizzato, gratificato, perché non è possibile che gli mene mazzocchi. Dai. 3 punti d'oro, però ancora nei contrasti arriviamo sempre in ritardo, ma questi 3 punti motivano i ragazzi. Dai così Calzona, alla Gazzimba bisogna fare il famoso filotto, Raspa sempre decisivo. Stasera cambi molto più veloci delle ultime uscite, sì, perché al 65esimo entrano in 3, complice anche l'infortunio di Rachmani. Lui aveva previsto l'ingresso di Zielinski e di Raspadori, che oramai sono 2 cambi logici di Calzona che hanno senso, anche perché spende tanto Traoré che deve recuperare la forma e spende tanto Politano che dà una mano anche a Di Lorenzo in fase di difesa. E poi nel finalissimo entra Lindstrom. I vocali, hai ragione, devo prendere anche un po' di fiato, prendo un po' di fiato. Devo anche però ringraziare Simone, e che bel regalo che mi hanno fatto, assolutamente Simone, è proprio una cosa meravigliosa. E ancora Luigi, l'arbitro che ferma il gioco per premere a terra a centrocampo mentre si ripartiva, 5 minuti, no, ma vedi troppe cose. Domani accendo l'omino a Santo Dusan. Assolutamente Luigi, sono molti i momenti dove la bestemmia era dietro l'angolo e mi sono calmato, perché con la bambulella non devo dare il cattivo esempio. E ascoltiamo vocale così bevo. Vocali, ce ne sono già tanti. Vincenzone. Ragazzi, sono diventato un talismano vivente. Mamma mia, sto gasato proprio al massimo. Sono casato. Mamma mia, sto proprio a pallettoni caricato. A spallettoni. Ciao a tutti, prima di tutto volevo fare gli auguri a Valerio. Grazie, auguri Vale. E poi parlando invece della partita, non provavo emozioni di questo tipo da un bel po', e credo che tutti quanti non le provavamo. Un primo tempo in cui, questa è una cosa che ti avevo già scritto su Telegram, non mi era piaciuto l'atteggiamento ad esempio di Mattias Olivera, ma non tanto sui 2 errori ma quanto sul palo di Vlahovic. Sì. Un'espulsione netta su Cambiaso nel secondo tempo per doppia ammonizione. Ma poi comunque l'abbiamo vinta anche un po' con un po' di mazzo, diciamoci la sincera verità. Mi ha ricordato anche un po' sia la prima vittoria di Gattuso contro la Juve, con magari un sacco di errori da parte della Juve, sia la seconda per via più altro del gol di Kvara, che ricorda quello di Insigne. E quindi questo, inerente il Barcellona, si sono infortunati De Jong e Pedri, però non commettiamo l'errore che abbiamo già fatto con Real Madrid, in cui ma quelli si sono infortunati e tutto quanto, quelli sono comunque pur sempre forti, non sottovalutiamo per niente la partita, e questo speriamo che ci siamo meno ripresi mentalmente, dai su. Alla grande. Adesso recuperiamo altri vocali. Quello che mi diceva Francesco su Olivera, c'è un momento, e me l'hanno segnalato, non l'ho visto non l'ho notato in reaction, dove mi dicono che si ferma più a protestare piuttosto che seguire l'azione. Sono dei momenti di mancanza di lucidità, purtroppo fa parte dell'inizio di partita titubante di Olivera quest'oggi, e faremo l'analisi. Sono Stefano, amico mio, che piacere poter parlare con te di questa vittoria finalmente. Assolutamente, amici miei, è proprio, ci voleva proprio. 860 like non sono male, la terapia di gruppo funziona senza dubbio. Mirko Sera, ottima partita al 53 dopo giallo a Cambiaso, come detto da 2 anni Osi non può tirare rigori, postura dei piedi non corretta, permettimi con Mazzarri questi passaggi, ma che permettimi? Lo dice a me, io non lo, quando l'hanno chiamato vi ho detto subito no, non va bene, scelta scellerata. Quindi figuriamoci, assolutamente. Per quanto riguarda Osi, postura dei piedi non corretta, non lo so, ha segnato vari rigori, tu là il rigore devi, più che la tecnica, devi avere la freddezza, devi capire, devi spiazzare, possibilmente devi spiazzare il portiere, o metti una palla irraggiungibile con la tecnica. Non ha tirato un gran rigore, altri rigori li ha tirati bene, altri male, insomma è un problema atavico, non è un problema di Osi, è un problema proprio del Napoli, che non abbiamo grandi specialisti. E meno male che Raspadori ha anticipato anche Issa. Nel casino io vedevo Di Lorenzo lì, poi c'era anche Issa, Raspadori ha anticipato tutti, è stato bellissimo. Signori miei,
Bravo, non è il caso. Penso che abbiano imparato la cosa e non lo faranno, non mi sembra il caso. La tattica usata sul rigore di far arrivare gli uomini in corsa contemporanea al battitore, così di essere in vantaggio di velocità dalla Juve fermi al limite, è fondamentale. Sì, perché tu sei un pochino più in ritardo rispetto a loro, ma c'hai lo scatto. Se parti in tempo li bruci sullo scatto. È una bellissima sottolineatura, una cosa che hai notato che è molto molto bella. E il Napoli ha provato anche a fare, avete visto, un mezzo schema che poi non ha funzionato, pallone in movimento, poi finisce a Traoré che prova una specie di trivela d'esterno che non ha funzionato, però secondo me con un po' di tempo a disposizione qualcosina di interessante si potrebbe anche vedere. In questo momento si fa tutto in fretta e furia e quindi però sia un grande danno aver sbagliato, poiché le grandi squadre guardano anche e soprattutto la performance dei giocatori in momenti di massima tensione. Vero Vince, questo è proprio vero. Contemporaneamente guarderanno anche quel rigore se l'è preso, se l'ha procurato lui, perché solo lui riesce ad anticipare di un secondo 3 avversari che lo stanno chiudendo e riesce a toccare il pallone pulito senza far fallo e si prende il fallo. Osi quanti gol ha fatto? Ha fatto 5 gol in 4 partite al ritorno, una cosa del genere, non lo so, però si vede che è di un'altra categoria. Qualche squadra probabilmente ci punterà. Io non so se si arriverà al tutto il prezzo della clausola, un centinaio di milioni. Secondo me il Napoli non deve fare follie e deve accettare, poi li deve reinvestire bene, perché non ti puoi permettere un giocatore a 10 milioni e tutti gli altri così bassi di ingaggio. C'è un dislivello che a lungo andare non aiuta. Adesso si fa buon viso a cattivo gioco, si lotta tutti per l'obiettivo comune e poi bisogna risolvere queste situazioni. Non mancano specialisti sia dei rigori, soprattutto ci mancano, certo. Politano miglior rigorista, Raspa per le punizioni dal limite. Sì, Raspadori quel gol col Milan ce l'ha fatto vedere, qualche buon rigore Politano l'ha tirato, non sempre ottimi, quindi purtroppo lì fa vista. Oggi ho avuto la sensazione di aver riscattato tutto il credito che avevamo con la Bonazzo, tutto il credito, speriamo di averne ancora qualcosina. Quei palloni gettati al vento dalla Juve in altre circostanze sarebbero costati cari, assolutamente sì. Solo io credo che Zielinski debba essere inchiodato in tribuna? No, lo credono tanti di loro, Vavir, e io invece non sono d'accordo e credo che debba dare una mano, perché siamo in grandissima emergenza e perché certo non ci puoi mettere Dendonker a fare la mezzala di movimento offensivo. Traoré non le può giocare tutte, Cajusta è infortunato, Zielinski deve dare una mano. Hai venduto Elmas, hai venduto Gaetano, non hai creduto in Foloruscio, Zielinski deve dare una mano, è sotto contratto, deve fare gli ultimi sforzi e deve onorare gli ultimi mesi con il Napoli. Quindi questa cosa del raripic, si siede in panchina, perché no, non ci credo. Tutte le squadre del mondo hanno gente che va in scadenza, gente che si accorda con altre squadre a metà anno, perché il Napoli deve essere diverso dalle altre. Sfruttiamo, cioè lo faccio proprio anche, non dico contro di lui, ma è sotto contratto, lo paghi, lo tieni sotto contratto così, lo sfrutti, lo usi in allenamento e lo usi nelle partite dove ti serve, e non può fare prestazioni di proposito sbagliate. Può risultare magari a volte un po' svogliato, può risultare non decisivo, ma quello è lo Zielinski che nel Napoli che non funziona viene risucchiato nella melma. In un Napoli che funziona vedrete che anche Zielinski funziona, perché è sempre stato così, magari non esce fuori con la prestazione come magari un Lobotka, anche se il centrocampo non gira bene, Lobotka esce dalla prestazione sempre positivo. Zielinski deve funzionare un po' tutto intorno a lui e funziona anche lui. Allora, sui rigori è così da 15 anni, grande JJ oggi, assolutamente Gianca. Vedevo Daniele che dedicava la vittoria a Higuain. Va bene. Il problema è che non sta onorando il suo contratto. No, non è vero, non sono d'accordo. Non sono d'accordo.
lo deve fare. Poi le prestazioni, ragazzi, se tu non ti rimporta, e lo chiedo a lui, ma lo chiedo ad Anghissà, lo chiedo a Politano, lo chiedo alle volte a Kvara, la prestazione si sbaglia, che poi sia di proposito, allora andate là e chiedeteglielo di persona, hai sbagliato di proposito, e lui ti dirà veramente no. Poi ci puoi credere o meno, ma di proposito non si sbaglia, non è che sta onorando il contratto. Non sono assolutamente d'accordo. Bevo e ascolto un vocale, hai ragione Angela. Buonasera a tutti amici bellini, intervengo semplicemente per fare gli auguri a Valerio, tanti auguri, finalmente mi sa capappa o stepra, scherzo ovviamente. Per quanto riguarda la partita mi sono divertito e Mazzari out. Ciao, buona serata a tutti. Il Napoli ha segnato con il numero 77 Kvicha Kvaratskhelia. Tutto quanto. Forse il primo tempo meritavamo di stare sotto 2-0. La Juve nel primo tempo ha avuto più occasioni, fortuite, perché comunque sempre errore di Oliveira sul controllo la prima volta, poi dopo un rimballo con Anghissà, però dobbiamo dire che ci hanno graziato, ma poi abbiamo avuto sempre la partita noi in mano per quando abbiamo calciato poco. Osimhen ha sbagliato il rigore, mi dispiace, ma al 93esimo segna Goldrake, Raspadori. Goldrake. Auguri Vale. Aspetta, poi c'è Gazzella Bella che adesso lo sai. Goldrake, no, Raspadori è Cosola, è Felice Sciosciabocca, è il mio scarpetta. Secondo me oggi grazie Fabetto, sempre Traoré molto bene, galleggia tra le linee, usa entrambi i piedi, vede e crea gioco, è rapido nelle gambe e testa, si fa vedere anche i contrasti, l'infarto che ci ha fatto prendere però male. Sì, Ivan, c'ha tutte queste caratteristiche che tu hai detto, è stato un po' impreciso in un paio di aperture col sinistro a sventagliare dall'altra parte. Devo sottolineare invece un paio di volte, e non è la prima volta che lo fa, Di Lorenzo che col sinistro fa la sventagliata che finisce a Oliveira. Serve tecnica lì, perché tu col piede che non tuo fai questo lancio lungo preciso sui piedi dei compagni. Mamma mia, questi sono poi i professionisti, vallo a fare, la palla finisce in tribuna. Quindi sì, ha tutte queste caratteristiche, dobbiamo considerare che fisicamente tutto a poco. Oh, dry, because it's very hot and we're yelling. I'm drinking. Oh, we were, yeah, but we didn't drive. Calzona alza la Wembley. Sì, dicevo su Traoré, secondo me fisicamente è difficile improvvisamente dal non giocare mai, giocare tutte quante una dietro all'altra e resistere, non è facile. E allora voglio vedere come chissà se è riaperto, brutta storia. Lì serve un'onestà che non sempre i tifosi hanno. Vedo intesa tra Traoré e Kvara, sì, perché si scambiano bene di posizione. Traoré tende ad andare anche sull'esterno perché lo sa fare, perché lo ha fatto proprio di ruolo. Sono giocatori mobili, sono giocatori tecnici che si scambiano bene le posizioni. Piace. ADL parlerà solo a Sky e Rai. Ma perché ha da parlare a DL? Come al DL parlerà? Cioè avete litigato con DAZN, mo DAZN dobbiamo fare, io non lo so perché la risultante sapete qual è? Che deve sempre far parlare di lui e poi mi dite sei contro ADL, ma se tu fai parlare i tuoi allenatori e ti stai zitto, noi non possiamo più essere contro di te. Ti diamo le responsabilità che ti diamo per il mercato che hai fatto e per le scelte che hai fatto e basta. Invece se stai sempre tu a dover prendere il microfono e a intervenire sempre tu e a fare sempre tu il protagonista, di te parliamo e non c'è alternativa. Fai parlare il tecnico, fai parlare tutta la gente che deve parlare e non facciamo cerimonie, non facciamo ridini, facciamo miracoli, si dice a Napoli, non facciamo miracoli, che dobbiamo essere sempre gli unici che fanno queste cose del silenzio stampa a convenienza quando vuoi tu. Non mi è mai piaciuta questa cosa. Niente interviste con DAZN. È nato un grip e sicuramente farà benissimo alla narrativa, sicuramente DAZN ci tratterà proprio alla grande.
Ha chiuso con DAZN, raspa con Drake alla velocità, esattamente. Sta sempre ma veramente, ma rilassati. Boh. Santi in paradiso stasera, loro 4 gol mangiati, speriamo nulla di grave per Amir. A parte uno sbaglio nel primo tempo, possiamo dire ottima partita di JJ, penso che si debba dire, per onestà, cara Valentina. Also, congratulations to both, my friend. Assolutamente, grazie infinitamente. Ego, questo è bene, messaggio memorabellino. Ego De Laurentiis è un messaggio, è un commento memorabellino. Ci sta, ci sta. Meno 4 alla Champions si può fare, chiedete scusa, che mi devi chiedere scusa, a Juan Jesus scontrare più dinamismo a centrocampo, ADL vuole essere sempre al centro del mondo, sì, evitabile, a volte evitabile. Solito egocentrico, Lorenzo ogni tanto l'ho visto poco lucido, è vero Chris, è vero, sta cercando di dare il massimo, però è chiaro che avrebbe bisogno di staccare un pochino perché stagione lunga, stagione pesante, senza mai riposarsi, sono 3 anni che non si può mai riposare. Attenzione, è pazzo! Dai. It's a big step, you're right. One starving Italian. Buffy. What? The nickname is One Starving Italian. It's fantastic. Yeah. Vale, congratulations. It's a big step. You two look great together. Stasera i ragazzi hanno giocato con il cuore. Ci sono molte cose da rifinire, ma molto meglio di prima. Sono d'accordissimo. Ti ringrazio infinitamente, amico mio, perché la tua generosità è senza uguali. E che bellezza poter riparlare di partite senza essere depressi. Vedi, le analizziamo le cose perché ci fa piacere analizzare, andare anche al di là del risultato. L'analisi sarà secondo me lunga, ci divertiremo perché ci sono momenti in cui si è visto anche i 2 terzini centrali che potevano dare una mano a centrocampo, però le cose non fatte benissimo. Però ci sono delle idee, ci sono delle cose, c'è un atteggiamento tattico proprio diverso che fa piacere vedere perché non c'era un altro modo di giocare, assolutamente. Valeria ancora. Ma quest'anno per il ranking UEFA dell'Italia si potrebbero qualificare 5 squadre della Serie A in Champions. Siamo a 43, la Roma quinta sta a 47. Io ci voglio credere e spero che più che noi ragazzi ci credano loro, perché ce lo stanno dimostrando. Ora, al di là di quella che è la classifica, stanno dimostrando a loro stessi e un po' anche a noi che serviva un allenatore. Cioè, quando chiediamo ai giocatori di prendersi le proprie responsabilità, significa questo: hai cambiato a uno e hai detto che era colpa di uno, hai cambiato a un altro ed era colpa di un altro, ne arriva un terzo che non ha nemmeno tante esperienze passate che noi possiamo valutare, confrontare, analizzare. Sappiamo che è uno che conosce il calcio perché è collaboratore di Sarri, collaboratore di Spalletti e che sta facendo grandi cose con la Slovacchia. Automaticamente i giocatori, se credono al lavoro di Calzona, e addirittura qualche voce vuole che proprio i giocatori abbiano consigliato, potrebbe essere, perché gente che la conosce, si gira la voce che è una possibilità, magari Hamsik una telefonata in più e si mettono sotto e fanno quello che devono fare. Più che la classifica, che è difficile perché sono tante squadre, e io voglio sempre proteggervi perché non voglio brutti. Vi ricordate la grande rimonta che facemmo con Gattuso nel girone di ritorno e arrivammo a un passo, e purtroppo siamo in un momento di classifica dove si lotterà punto a punto e punto a punto è difficile, è molto difficile, quindi Napoli deve fare oltre il massimo possibile, avere un andamento da scudetto, che non è facile, e più che altro io quello che chiedo ai ragazzi: dimostrate che non vi siete imbrottiti, che non siete diventati dei brotti brutti giocatori, brocchi, perché non era possibile, e fatelo anche per voi stessi. Cioè, se magari non volete più rimanere, volete trovare una bella squadra che vi compra, fate le prestazioni, si guarderanno queste partite finali e si capirà dove il Napoli può arrivare e si daranno le responsabilità nel bene o nel male anche ai ragazzi. Allora,
io vi bacio. Che è successo? Sì, esatto, Manu, è proprio così. 970 like vuol dire che possiamo arrivare a 1000 subito. Basta calzone come Di Matteo. Alziamo. Dani, ma l'hai fatta apposta, ma tu, perché Di Matteo la pizzeria è bellissimo, un commento memorabilissimo così, perché un calzone come Di Matteo, perché poi Di Matteo alziamo la coppa, hanno le grandi orecchie, ma in pizzeria. È bellissima sta cosa. Da Di Matteo. Lasciate i like immediatamente. La partita da recuperare col Sassuolo, sì. Speriamo di poter sfatare questa cosa. Esatto, che questa è la maledizione di quest'anno. Ma ogni giorno devo chiedere esattamente, l'abbiamo previsto. Sì. Alla Juve lo scudetto non c'è. pure memorabellino, sì. Riferito al ragazzo che è entrato. Assolutamente, molto memorabellino. Sì, probabilmente faremo una doppia cosa, un po' qua e un po' là. Ma poi lo saprete. 1000 like, bravi, e per festeggiare Gazzella bella. Vale, auguri veramente. Bello. Prossimo turno guardiamoci le partite che ci sono, perché ne abbiamo il Toro, le altre ne hanno di dure. Siamo in crescita, perché al di là di quello che si può dire in questa partita, che siamo stati un po' confusionari, che dobbiamo ringraziare Vlahovic chissà per quanto tempo e tutto il resto, però intanto con quel secondo tempo avevamo giocato, prendere quel gol casuale, comunque giocata di Chiesa, comunque un gol che non stavano creando i presupposti per farlo. Abbiamo avuto una bella reazione, che era da un bel po' che non si vedeva, quella è la cosa che mi è piaciuta di più. Noi abbiamo avuto una grande reazione, poi il rigore, l'errore, quello che vuoi. Questo è molto bello a vedersi. Concentriamoci, perché il prossimo turno si sfidano tutte tra di loro tranne noi. Sì, è importante capire. Purtroppo vedi, quando non sei padrone del tuo destino devi dare uno sguardo alle altre, e qualcuna si deve togliere punti a vicenda. Se tu non fai risultato ti avanzano anche se pareggiano negli scontri diretti. Però l'avete visto, cioè si era capito, tante squadre significa che ne cadono due e una va avanti, quindi devi fare un filotto incredibile, è difficilissimo, però almeno ce la stiamo vedendo bene. Cioè non abbiamo quell'idea di Napoli che si è arreso, proprio bandiera bianca, questi siamo, non possiamo fare di meglio, non possiamo giocare a pallone, 5-3-2, vediamo se ci salviamo. No. C'è stato un momento in cui abbiamo dovuto parlare, guardiamoci le spalle e andiamo dall'altra parte della classifica, siamo più vicini alla zona retrocessione che non alla zona del quarto posto. Sono stati dei momenti in questa stagione veramente drammatici, calcisticamente parlando. Adesso guarda che differenza, che si muove un po' la classifica, ma si muove l'atteggiamento dei giocatori in campo, che si sentono un po' più scudettati, anche un po' di orgoglio è venuto fuori. Si fanno le live, si fanno anche con più voglia e più felicità. Cercavo una parola più particolare, non l'ho trovata. Oggi ci ha detto bene che il Bologna ha sbancato il Gewis. Sì, Zirks, mamma mia, che partita. Bologna è stato là, ha mantenuto, non si è disunito quando è andato in svantaggio, si è messo là ad attaccare. E stavo per ritwittare me stesso, sempre con la scelta, che la scelta DL l'aveva fatta pure, Motta l'aveva individuata, purtroppo non si è trovato un accordo, ma quella era l'idea che secondo me, però Motta è arrivato il momento della sua consacrazione e adesso potrà fare le scelte che vuole per il futuro, però se lo meritano secondo me, una bella realtà, una bella favola tra virgolette, e se mantengono fino alla fine. Contemporaneamente io, senza saperne leggere né scrivere, avevano ancora Mourinho e io dissi, per il quarto posto quella che mi preoccupa di più è la Roma, perché posso immaginare che un Bologna qualcosa la perde per strada per mancanza di esperienza, idem la Fiorentina che fa degli exploit e poi discontinua. Attenzione alla Roma, non mi convinceva la Lazio e non mi convinceva l'Atalanta, venivamo anche dalla vittoria di Mazzarri contro l'Atalanta, quindi io lì preso dalla cosa così
non mi convince tanto l'Atalanta, un po' discontinuo. La Roma invece, nonostante non si esprimesse alla grande con Mourinho, io dissi proprio senza la cosa banale, hanno i colpi, hanno i campioni che ti possono risolvere le partite anche da soli, anche senza un gran gioco intorno, perché ce l'hanno, e quindi una Roma murignana, allegriana, juventusiana. E fanno un bel salto di qualità anche a livello di gioco, di mentalità, e dissi, se questi qua mantengono fisicamente sono problematici. Fisicamente sembra che stanno reggendo, fai anche un gioco che ti stanca forse di meno mentalmente, se hai più tu il pallone, hai più iniziativa, ti stanchi di meno piuttosto che giocare contro gli avversari, e quindi la Roma va tenuta presente, purtroppo. Bologna six fin sì, uno spera che se ne scendere, invece non se ne scende. E che fa Di Bala? Non si ferma più? Lo so, però non è manco è bello dover sperare in questo. È stato brutto vedere l'infortunio di Berardi anche in vista della nazionale, appena tornato, vederlo accasciarsi da solo fa male, da sportivo fa male. De Rossi media punti di 2,57, è una follia, ti renderai conto che è una follia. Ha steccato solo la partita con l'Inter e poi mi pare un pareggio e tutte vittorie. È una grande cosa. Segnaliamo, mi sono arrivate notizie che i fratelli e amici disabili hanno assistito alla partita senza problemi. Che bello, Fabio, mi fa piacere che me lo segnali, che arrivano queste notizie, perché era una pagina triste che purtroppo si ripeteva spesso per il Napoli. Non dovrebbe essere, ecco, questa non dovrebbe essere una notizia. Sono riusciti a vedere senza problemi. Dovrebbe essere la normalità. L'anomalia era che avessero dei problemi. Segnaliamo e speriamo di non doverlo segnalare più, nel senso, speriamo che non ci siano più problemi per il futuro e che si sia trovata una soluzione definitiva, logica, a livello di logistica oltre che di logica, perché non può essere una notizia. Hanno visto la partita per bene. No, deve essere la normalità. Allora, gente che non aspettava altro, ha goduto che bella... No, vabbè, male. La fortuna del Bologna è un certo Sartori che sta facendo a Bologna quello che ha fatto a Bergamo. Sartori sicuramente è un direttore sportivo che ha occhio lungo e ha fatto ottime cose sia a Bergamo che a Bologna. Sicuramente ci aggiungi, oltre all'individuare i calciatori, un allenatore che li mette bene in campo, che ha idee moderne e non ha paura di giocarsela contro tutte. È un cocktail vincente che sta funzionando quest'anno. Lo posso dire, oggi Jesus ha fatto una grande partita, a parte un piccolo errore, perché noi analizziamo la prestazione e non giudichiamo dal nome. Esatto, tanti auguri Vale, l'amore vince sempre su tutto. Grazie Antonio, un abbraccio gigante, e sono d'accordissimo, Juan Jesus è stato maiuscolo anche oggi. E mi piace sottolineare anche oggi, e quello che ha detto Calzona è proprio l'analisi tattica, perché lui quando prende proprio la parola a fine conferenza per dire non mi è piaciuto quello che è successo a Juan Jesus, ci sono stati 5 errori in quell'azione e io ve li posso ricontare, perché c'è Simeone che smette il pressing, c'è Anghissà che non riesce a schermare velocemente, c'è Rachmani che non mantiene la linea e lo tiene in gioco a Luvumbo, poi c'è Meret che poteva uscire, e poi c'è anche Juan Jesus che fa l'errore più clamoroso, più evidente. Però fa bene Calzona a dire ci sono 5 errori in un'azione che ci porta a non fare bottino pieno con il Cagliari. Vabbè, speriamo che questo ci porti, perché poi gli errori, se ne fai tesoro e vedi una partita dove non ci sono stati queste cose, qualcosina oggi c'è stata, onestamente. A parte il calcio è anche così, alle volte vieni punito e alle volte no. Che gesto, Valeria? Che gesto ha fatto verso la curva? Se si è baciato la cosa non significa niente, onestamente, perché sono momenti di amore, di foga, di adrenalina, che non significa mai amore eterno, ma significa in questo momento sto dando tutto per questa maglia, per me stesso, per la gioia dei tifosi. Sicuramente lui non ha niente contro di noi, ma non possiamo poi attaccarci a gesti carini per la speranza che, oppure ha fatto sto qua, resto qua. Le cose cambiano da un momento all'altro, quindi non mi attacco a queste cose qua. Voglio solo vedere più giocate possibile, voglio vederlo andare via il più lontano possibile, andarlo via più lontano nel tempo possibile,
perché non mi sembra proprio il caso. Shout out to Stanislav Lobotka, che anche oggi ha fatto una signor partita, lo vedo molto di più strappare in avanti, gli manca ancora quel passaggio in più verticale al limite dell'area, no? Sì, ma se fa pure quello, Real Madrid va direttamente al Manchester City. Come dicevamo di Anghissà, no? Se Anghissà avesse poi la continuità non sarebbe con noi e sarebbe da qualche altra parte. Lobotka 2 volte vale 2 Anghissà per continuità di prestazione, sta facendo quello è Maria Stella, senza dubbio, anche box to box, anche tanto recupero palla, oltre ad essere il punto di riferimento quando i compagni sono in affanno e non sanno a chi devono darla. Palla a Lobotka, stai un po' più tranquillo che Traoré, per esempio. Abbiamo fatto ancora i fazzolettini che sono sinonimo di personalità, di prendersi dei rischi, e un paio di volte te ne esci bene e un paio di volte rischi tanto. Traoré, palla persa, è così come era successo a Lobotka. Oggi Lobotka molto meglio sotto questo punto di vista, quindi sì, shout out meritato. Traoré inadeguato totalmente in questo momento, la gestione di rischi come peggio quelle del rinnovo dopo Politano. Luciano, non è questione di essere inadeguato, è questione che fisicamente sta pagando tra virgolette un tour de force dopo essere stato utilizzato pochissimo, dopo essere stato indisponibile. Non potevamo pensare che improvvisamente Traoré ok, adesso le può giocare tutte 90 minuti e regge fisicamente. I dubbi che avevamo sull'acquisto erano semplicemente questi, ed erano dubbi logici, quindi va gestito. Ecco perché sono contento che Calzona non si sia fatto prendere dalla situazione societaria. Se ha Zielinski a disposizione lo mette in campo, poi sicuramente darà un pochino più di spazio a Traoré, anche per una questione logica, più che quello che sono le intenzioni della società, è che devi portare Traoré a stare al meglio della forma per la partita con Barcellona, dove Zielinski e De Donker non li puoi utilizzare. Quindi secondo me Calzona sta facendo la gestione migliore possibile nel caos generale che si è creato. E ringrazio anche Domenico. Ciao Valerio, la mia prima live in diretta non registrata, che bello, con la Champions. Calzona resta, è da tenere, secondo me sì, amico mio, e sono contento di vederti in live in diretta, e grazie per tutte le volte che te la sei vista dopo. Secondo me sì, ma ti dico di più, anche senza Champions, se dovesse succedere l'imponderabile, arrivi punto a punto e una zolla non ti fa entrare il gol e quell'altro segna in fuorigioco, cioè può succedere veramente di tutto quando arrivi punto a punto. Se continui queste prestazioni e il Napoli convince e vedi che i giocatori ci credono, vuol dire che Calzona è un allenatore credibile, e al di là di quello che si farà con la rosa, con i giocatori l'anno prossimo, vuol dire un allenatore credibile che, secondo me, senza andare a rischiare un altro nome, se ci credi e se trovi una soluzione, con Calzona si rivede Raspadori. Bravo Traoré, bravi tutti, dice Martino. E questa cosa di Raspadori mi aiuta a valutare Calzona e mi aiuta a dire, secondo me, De Laurentiis, un Calzona che sfrutta Raspadori, che era una delle richieste, che poi non fa altro che fare quello che faceva anche Garcia, che lo utilizzava un po' dappertutto proprio perché c'ha qualità e perché sicuramente il presidente ha detto fammi giocare a questo che lo dobbiamo valorizzare. Vuol dire che è credibile, vuol dire che ADL ci deve pensare. Ovviamente devi trovare una soluzione contrattuale, perché è sotto contratto con la Slovacchia, ed è un peccato poi dover fare il doppio impegno che ti porta via, che non dovremmo accollarci questa cosa. Se si riesce a trovare una soluzione contrattuale, perché no? Onestamente, però gli fai un contratto lungo, senza quelle fesserie, 1+1 solo a vantaggio mio, con la penale se te ne vuoi andare, se paghi tu, anzi ti blocco perché ho imparato da Spalletti che non devo lasciare andare avanti nessuno, ti incateno anche se ti licenzi. Queste cose qua non ti mettono in buona luce con gli allenatori del futuro, con i procuratori del futuro. Ti piace Calzona, ti convince, ti sfrutta bene la squadra, ti alza il valore dei giocatori perché li fa giocare meglio, benissimo, 3 anni di contratto e lo difendi come hai difeso Sarri, perché ADL l'aveva questa cosa qua, non era la prima scelta Sarri, ma ci credeva, è arrivato Sarri, benissimo, hai visto delle cose, hai intravisto delle cose, ci hai creduto, lo hai blindato, lo hai reso credibile alla piazza e alla rosa, alla squadra, e sono arrivati i risultati. Queste sono le idee,
questo è il delegare, questo è il crederci. Purtroppo le ultime parole di De Laurentiis non sembrano verso questo atteggiamento qua, ma ci ripete: io sono andato io negli spogliatoi, ho detto ma allora ti vuoi fare licenziare, non stanno giocando bene, falli giocare così, vado io, mi ci sono messo, abbiamo vinto contro il Lecce, merito mio. Purtroppo le parole di De Laurentiis non mi danno fiducia che lui abbia capito effettivamente gli errori e che faccia diversamente. Staremo a vedere, perché non ci si può annoiare mai, e questo è sicuro. Ragazzi, sì, la risposta è sì, credo, cioè sì, sì. Lo vedremo arrivare. Ho visto, Vittorio, ho visto, evitabile, non lo so nello specifico perché mo ha preso quest'altro ingrippo. Devi essere sempre l'unico che fa Bastian Contrari, tutte le altre squadre li fanno entrare negli spogliatoi. Sono anche momenti secondo me belli che uno vede, sente una parola in più, vede chi è più leader nello spogliatoio, a chi i giocatori si rivolgono quando fanno una domanda. È bello, cioè se tu stai dicendo che il calcio è vecchio e che i bambini si annoiano, se tu entri più in certi dettagli e ci fanno vedere qualche cosa di diverso, c'è tutto un modo di far vedere il calcio sullo schermo che se guardi gli altri sport ci sono delle possibilità grafiche. Il campo è verde, green screen, potresti fare i cerchietti con i numeri, i movimenti, lo fanno praticamente in diretta nell'hockey, lo fanno disegnando sullo schermo nel football americano. Non capisco perché non si possa fare con il calcio. Aggiungere telecamere, come diceva ADL, vedi che lui ci arriva a certe cose, telecamere diverse, i droni, fare una regia più spettacolare, e nella regia più spettacolare c'è anche entrare in certi momenti. Non è detto che deve starci sempre nello spogliatoio, però non ti prendere degli ingrippi che ti fanno solamente odiare, diventi solo un personaggio odiato da tutto il sistema calcio. Non lo capisco, veramente non lo capisco. Grazie mille Luca. No, ha cominciato a sbraitare, Carlo, è uscito proprio forte su Paramount Plus, hanno fatto venire non lo devono fare, non devono venire, non devono fare, cazzo, vaffanculo, proprio tutte le parolacce che potete immaginare contro le telecamere, e cacciava tutti. È evitabile, secondo me è evitabile. Fatene della palla che lui vuole evitare così. Mi sono dimenticato, sono arrivate le scuse a Juan Jesus, caro Martino, non lo so, perché poi devono arrivare queste scuse da una fetta purtroppo abbondante di tifosi che non si mantengono un cecio in bocca, sono gli stessi che poi si rizelano se sentono tifosi avversari che ci insultano ogni domenica su tutti i campi. Ma se siete pure voi così e ve la prendete con i vostri, e a volte anche senza motivo, perché la rabbia e la foga contro Juan Jesus c'è sempre stata, a prescindere dall'errore clamoroso o meno. C'è il pregiudizio, come c'era il pregiudizio per Mario Rui, come alle volte giustificato, ma si dice colpa di Meret a prescindere da quello che faccia Meret. Quindi il tifoso napoletano è un po' così. Ci sono dei giocatori che vengono un po' più protetti, magari perché cominciano bene la loro avventura a Napoli e quindi creano un credito, e quindi il tifoso è un po' più buono con questi qua, e altri che vengono attaccati in continuazione. L'unica colpa di Juan Jesus è stata quella di diventare da ultima scelta a titolare della difesa, e questa è una colpa che non può essere la sua, onestamente. E chiedere a Juan Jesus di fare una stagione impeccabile come la fece Kim, così all'età che ha, quando doveva essere una scelta di ripiego, è veramente chiedere troppo. Domenico, e come la vedo? Proprio di questo stavo parlando, amico mio. Secondo me è una follia senza precedenti per molti motivi, per moltissimi motivi. Il primo motivo sono gli sponsor, e lo sto leggendo, per fortuna è arrivata questa cosa, non mi voglio prendere meriti che non sono i miei, perché sicuramente la gente ragiona, penso che devono uscire solo da qua certe proteste, certe idee. Se tu a inizio stagione, soprattutto da squadra scudettata, tu ti puoi giocare una carta con gli sponsor che mettono i loro nomi
alle spalle degli allenatori per la conferenza stampa. Sono una squadra scudettata, le conferenze sono bellissime e vedrai che con il nuovo allenatore tutti sono curiosi. Benissimo, poi cambiano allenatore, la curiosità resta. La conferenza stampa è un momento sacro che si fa sempre. Ma quelle sono le domande inutili, le risposte peggio delle domande, che le facciamo a fare? No, perché tu hai venduto quello spazio pubblicitario e se ti hanno pagato già, allora li hai fatti incazzare, perché gli stai dando meno di quello che gli hai promesso, perché evidentemente loro si aspettano una certa esposizione, tu stoppi le conferenze, le dimezzi e quindi loro non vengono visti come sponsor. Oppure se non ti hanno pagato e ci sono delle clausole, se succede qualcosa poi dopo ti diamo meno soldi a scalare, stai perdendo un'opportunità di guadagno. E l'anno prossimo uno sponsor, continueranno a esserci degli sponsor perché il Napoli è forte e vi è seguito, ma uno sponsor ci pensa 2 volte e in fase di trattativa dice: ma come ti regoli quest'anno? Anche quest'anno stoppi le conferenze, le vuoi fare le conferenze? E hai meno potere contrattuale. Al di là del concetto che piace a me, devo sentire l'allenatore, voglio vedere l'allenatore che magari lancia dei messaggi ai propri calciatori in pubblico come faceva Spalletti, voglio sentire, voglio capire il momento, voglio vedere come reagiscono i giornalisti rispetto a certi atteggiamenti. È tutto fa tutto parte del carrozzone del calcio, ma perché dobbiamo privarci di tutto questo? Perché devi parlare solo tu e non lo accetto e non credo che si cresca così. Ma sono problemi probabilmente solo miei. Ce l'aveva anche con Paramount Plus, con quello di Golasso. Ma è giusto. Paramount Plus che diventa sponsor dell'Inter e stanno facendo una campagna, giustamente, diventa la squadra preferita perché giocano bene, stravincono, la favola del Napoli è finita. Il concetto, l'immagine di ADL fumantino così ogni tanto ti fa ridere, ma poi badano alle cose serie e come vedete tutti gli sponsor, essere Tartarughe Ninja, tutto Paramount Plus, stai facendo crescere l'Inter all'estero, perché non me lo guardo solo io Paramount Plus, ma se lo guardano anche gli appassionati di calcio. L'Inter cresce all'estero e tu te ne scendi, non è visionario, non è una visione. Lo capite? Penso che lo capite. Guido Pelù. Ma la rincorsa di Kvicia con la vena su Cambiaso, vero, nel primo tempo credo sull'errore di Olivera, è riuscito a coprire lo spazio, che si fila di fare una proposta di matrimonio. È vero, tra l'altro Guido mi ricordi, grazie sempre infinite, ultimamente mi pare da pochi giorni ha cambiato pure la sua foto profilo rimettendo la sua foto del matrimonio, se non sbaglio. Poi ragazzi, questi sono esseri umani, poi nel caso di qui sono pure ragazzi, può essere pure che qualche partita dove l'abbiamo visto un pochino più scagato, una mezza discussione in casa, noi non consideriamo mai niente della vita privata di questi, devono essere sempre performanti. Ma stai solo 2 ultimi segnato, ma capita il momento in cui magari oggi non è proprio cosa a casa e dormi poco, o magari stanno provando a concepire, perché anche quella è una cosa, e dormi di meno, no, devono essere perfetti come la sempre, devono correre sempre 90, devi andare sempre a 90, il tiro, io ho premuto quel tanto, devi andare per forza in porto, non esiste proprio, e cerchiamo di capirli ragazzi, dai. Amir come sta? Col Toro, Ostigard, Nathan con Mario. Sono tanti cambi, purtroppo sono tanti cambi, però credo di sì, sai, cioè se dovessi scegliere adesso a scatola chiusa, chi volesse fare riposare pure Di Lorenzo, però mi sembra logico mettere Ostigard, Nathan, così fai riposare. Magari Juan Jesus 2 consecutive, però poi deve fare anche quella di dopo. Potrebbe giocare, dipende molto da Rachmani, perché potrebbe giocare Ostigard anche col Barcellona, però con Rachmani, quindi secondo me questa è un'idea giusta, Ivan. Di Lorenzo, Ostigard, Nathan con Mario Rui, secondo me è un'idea giusta col Torino. E ricordiamo che non deve essere la partita col Torino dell'andata dove ci siamo squagliati e abbiamo preso l'imbarcate. È una partita col Torino dove tu, se sei il Napoli, te la giochi anche con Mario Rui, te la giochi all'attacco e imponi il tuo gioco. Poi è chiaro la fisicità, il Torino Juric ce la mette tutta, però è un Napoli meno arrendevole dell'inizio.
Calzona, non ho fatto nulla di particolare, ho detto ai ragazzi di giocare tranquilli ed applicarsi in allenamento. Ho parlato poco perché dopo le vicissitudini passate avevano una testa è smart, perché la capa proprio la famosa capa tanta avevano i ragazzi, di una serie di informazioni, di cose, di alibi, di fare, di non fare, di disdire, ed è giusto così. Ha saputo toccare le corde giuste probabilmente il mister. Allora, multi anonimo, Lorenzo inadeguato, ma sto Calzone con i cambi non mi convince proprio, Mazzocchi non entra, stessa cosa Linz non è benvenuto, anche Nathan, hanno trasi tutti quanti insieme, l'abbiamo detto anche altre volte, i cambi sono massimo 5 e ci sono dei momenti in cui io pure ho detto fai trasi a Den Dog, stiamo 6-1, fallo entrare anche prima, fammelo vedere, e siamo d'accordo. Ma Mazzocchi, se Di Lorenzo è in campo, Mazzocchi non gioca, non è Calzona, è la realtà dei fatti. Se noi ci aspettiamo che Mazzocchi giochi per far rifiatare Di Lorenzo, siamo degli illusi, quindi non te la devi prendere con Calzona. Di Lorenzo inadeguato mi sembra un modo di analizzare la partita non corretto. Di Lorenzo è molto stanco sicuramente e ha delle difficoltà, ma inadeguato non mi sembra proprio che si possa dire. Lindstrom non pervenuto, hai ragione, ma Coccvara che gioca così, che fai qua? Lindstrom ha trovato anche un certo equilibrio nel far giocare Raspadori con Politano, ha trovato un'altra staffetta che funziona. Lindstrom si deve mettere sotto e deve aspettare il suo momento. Priorità alla squadra che sta girando bene. In questo momento io non la sento la mancanza di Lindstrom. E poi Nathan, ma se quando sei giocato a mostro, che ha trasinata. Certo non puoi chiedere di giocare con due mancini, Juan Jesus e Nathan quando esce Rachmani, quindi sono proteste che stai facendo un pochino particolari, multianonimo. Mentre ringrazio Dottor Varon, anche se ha un buon dialogo con Lobotka. Bene Traoré con Kvara, male Meret, passaggio errato dal fondo a Traoré e anche nel rimproverarlo. Attenzione però, Meret via tutto quello che vuoi tu, scarso il peggio, ma se quello è che ti chiede l'allenatore, tu devi farlo, l'allenatore ti ha comunicato, può esserci anche l'errore, ma questo è il modo in cui noi usciamo. Se facciamo i due passaggi bene, si aprono le praterie e andiamo in porta. Questa è una scelta, può piacere o meno. Ora, passaggio errato dal fondo a Traoré e anche nel recuperarlo, attenzione, molto spesso questo passaggio che è rischiosissimo, che ci fa stare in palpitazione, è Meret che sbaglia o è Traoré che deve controllarla meglio, deve smistarla di prima, oppure gliel'hanno chiamato l'uomo a Traoré, perché non è la prima volta che capita. Allora se è l'errore di Meret, è successo anche nella partita precedente, Calzona va e interviene e dice no, la devi buttare lui, e invece no, è una scelta che paga, spesso sì, alle volte si rischia, però molti allenatori, quelli là super moderni, De Zerbi, le cose che vengono esaltati, fanno così e vengono anche poi premiati molto spesso. Ci sono delle statistiche, le squadre che fanno così subiscono tot gol e tot volte invece vanno in fondo e funziona. Il Napoli di Sarri era così, si prendeva dei rischi in difesa alla grande per giocare sempre nello stretto. Ci piaceva, facevamo la Sarri Ball e qualche rischietto secondo me per avere coraggio lo dobbiamo accettare. Poi Meret via, sì, lui è a scadenza. Se il Napoli lo vuole fare un'altra volta il rinnovo, perché è a vantaggio suo del Napoli. Se invece probabilmente il Napoli decide di puntare su Caprile, non avremo più questo problema. Secondo me, ecco, su Chiesa era molto angolato il tiro, era perfetto, però da parecchio lontano, quindi secondo me qualcosina in più si poteva fare. Era un tiro velenoso, molto raso terra, quindi devi scendere velocemente, non è facile, però secondo me qualcosina... Qua però la voglio rivedere il posizionamento iniziale, perché anche quello che si è detto sul gol di Recic del Sassuolo, lì sembrava che fosse fuori posizione, ma era esattamente al centro della porta, era impossibile prenderlo, quindi là non ha responsabilità. Su questo qua lo voglio rivedere. Non lo so, amico, non lo so, ci fa aspettare perché
alle volte è così. Vediamo. Nathan ha bisogno di giocare un giocatore di livello a suo fianco che lo guidi e lo faccia diventare un giocatore forte. Koulibaly il primo anno, sì, pippa non esagererei, però aveva molte sbavature incorporate Koulibaly senza dubbio, e con Albiol, con la cura di Sarri, con la cura Calzona, che è lo stesso Calzona, poi si cresce, uno cresce come il giocatore Fabian, che aveva cominciato così e così, poi è cresciuto. Se andate a vedere poi le prestazioni finali di Fabian, ha chiuso in crescendo, perché i giocatori crescono anche sotto certi allenatori, crescono all'interno di una situazione tattica e societaria e ti possono dare di più rispetto all'inizio, dove si devono ambientare, dove devono capire una serie di cose, si deve anche abituare al calcio italiano, che è molto diverso dal calcio brasiliano. Quindi è lì che invece che prendermela con Nathan, me la prendo con chi ha scelto Nathan come sostituto di Kim. Dice, ti stai prendendo un bel rischio, è uno che non conosce il calcio europeo, almeno Kim, Turchia, tu dici, partite toste ne fa, brasiliani non ti attaccano mai le ali addosso, lui faceva il braccetto a sinistra, spazio a volontà per avanzare col pallone, fare le sventagliate, poi qualche bella scivolata, ma è tutto molto farfallesco nel campionato brasiliano. Non è colpa sua, è colpa chi l'ha fatta arrivare un po' in ritardo. Lo ripeterò sempre, se Calzona subentrava a Garcia lottavamo per lo scudetto. Oppure io questo pensiero qua, non lo possiamo sapere, perché comunque quando tu fai fuori Garcia dai a Mazzarri una serie di partite toste, e quindi anche lì la scelta, il tempismo non mi sembrava l'ideale. Non lo possiamo sapere, ma sicuramente Calzona qualcosina di calcio ce l'ha fatta vedere. Buonasera amiche Bellini, buonasera amici Bellini, buonasera Valerio. Buonasera. Col tuo permesso vorrei salutare tutti i produttori di confetti. Ok. apprezzo perché anche loro devono essere gratificati. Grazie. Poi vorrei mandare un saluto speciale, un abbraccio a Rita e ai suoi fratelli. Ok. Che vuoi sapere, Valerio? Voglio sapere se il coraggio ti premia anche con un po' di fortuna. Sì, sempre nella vita. Se non ci provi, nel senso non che sempre avviene, però se tu non ci provi non avviene. Mi spiego, sono stato un po' preciso. Non è che ogni volta che hai coraggio vieni premiato, però se non hai coraggio non vieni premiato. Quindi esatto. Te la devi andare a prendere. Fu uno dei nostri argomenti l'anno scorso, no? Che ci dobbiamo andare a prendere questa fortuna. Valerio, ti parto e ti deluderò, perché io temo che si dirà no, questa è la partita svolta. Non è una partita svolta e arriva troppo tardi. Infatti nel senso che una vittoria importantissima. Napoli era un tristissimo -2 nella classifica. Guido adesso un +1, ma ci sono Bologna e Roma e Atalanta che hanno segni più pericolosissimi nella loro, cioè pericolosi per noi. È arrivato troppo tardi, mancano 12 partite. Fa piacere che anche se non ci citano ci prendono in considerazione, perché io molto tempo fa avevo indicato orientativamente consideriamo 72, quota molto bassa quest'anno per entrare in Champions, cioè Napoli deve vincere tutte le partite e pareggiarne 2, non può più perdere, cioè è veramente un'impresa ardua, anche perché ha incontri difficili. Pensa un po', fra 2 domeniche, quella con l'Inter che vorrà giustamente legittimare il campionato. Non è il disfattismo eccetera, è veramente molto tardi, però è importante non solo finire bene la stagione, perché c'è un settimo posto che facendo risultati incredibili sono conquistabili, ma è fondamentale per gettare le basi della prossima stagione. È fondamentale avvicinarci il più possibile a quei 65, se non addirittura superarli i punti. Ed è fondamentale rivedere un Napoli che, pur con una marea di sbavature, credo che sia la partita della Juve migliore che ho visto negli ultimi anni, nonostante credo che sia la sconfitta di seguito della Juve al San Paolo non era mai avvenuto nella sua storia, e credo che non fosse mai avvenuto che la Juve abbia perso
con una squadra 5 volte consecutive, se non con la Fiorentina, ma proprio tantissimi anni fa. Stiamo parlando proprio quasi quarantina di più anni fa. Quindi consideriamo che la vittoria di oggi, anche per le statistiche, per l'avversario che incontravamo, va contro tutti i numeri possibili e immaginabili, perché Napoli si ascrive come la seconda squadra che nella sua storia è riuscita a battere per 5 volte consecutive in casa la vecchia signora. Abbiamo concesso troppo, mai la Juve ha avuto tante occasioni pulite per segnare al San Paolo in questi anni, la migliore Juve della stagione, inquadrata, tosta, lucida nelle ripartenze incisive, che a tratti ha giocato molto bene, a tratti il Napoli è riuscita a avere il padrino del gioco. Alcune azioni sono state anche dovute a delle sbavature piuttosto marchiane, no? Di alcuni giocatori, che non si tratta che li dobbiamo buttare, stracciare tesserini o però il Napoli ha avuto più voglia di vincere, ha avuto più voglia, proprio coraggio, soprattutto dopo l'1-1, perché poteva a un certo punto adagiarsi, ormai manca poco, e invece si è andato a prendere la vittoria sulla tre quarti della Juve. L'arbitro ha anche detto che non c'è rigore, non mi è piaciuto per niente l'arbitraggio, perché di nuovo un arbitraggio che cambia tra il primo e il secondo tempo, bello, sereno, calmo, di personalità. Del primo tempo ci ha messo 3 gialli per ammonire i giocatori della Juve, nonostante, però il secondo tempo si è dimenticato i gialli, c'è un doppio giallo clamoroso non dato, cioè tu strattoni a 2 mani, Kvara, non vedi rigore e dici non c'è niente, lo devi vedere, è abbastanza marchiano quel rigore, quindi non è nulla di clamoroso, però non mi piace quando c'è questa discontinuità tra un primo tempo arbitrato con piglio ma senza essere sclerotico, per fare accendere gli animi, e il secondo tempo lascia andare, non so perché. Quindi il Napoli, mi sembra, ho sentito il nostro mister, mi piace sempre di più perché è un uomo proprio sobrio nelle dichiarazioni. Non mi piace per niente De Laurentiis, perché tra l'altro ci impedisce di crescere calcisticamente, a me per primo, che sono un umile studioso, studente, no? Perché privandoci di metà di conferenze stampa, con un allenatore così bravo a insegnare e a spiegare, perché devi anche essere bravo a spiegarlo il calcio, non solo, poi puoi essere un ottimo allenatore di campo, ma un disastro di cani. Un disastro dal punto di vista lessicale, quindi ci dispiace perdere metà delle possibilità, visto che tra l'altro si concede con serietà e generosità, pur senza fare giri di parole. Quindi contenti della vittoria, una vittoria necessaria, come quando sei in apnea e devi ritornare a prendere il fiato sopra il pelo dell'acqua, ma calmi al getto, perché il percorso che aspetta il Napoli è un percorso dove puoi concederti 2 pareggi, ragazzi, e non è detto che basti questo percorso, perché comunque la Roma e Bologna hanno ingranato una marcia molto molto alta. Quindi la partita è una partita bella, e questo non ce l'aspettavamo con la Juve, che ha pressato alta, si è fatta pressare alta. Il Napoli non ha mai avuto paura, pur con degli errori che ha fatto, di uscire dal basso, pur con degli errori, ripeto, perché Torre perde con la palla criminale e la Juve può segnare lì. Però rispetto a altre partite, io ne ho viste quasi tutte le partite della Juve che sono stati un pianto. Pensa alla Fiorentina e alla Juventus, no? Che tu pensi quanto è cresciuto la Juve da Fiorentina a Juventus a Napoli-Juve. Abbiamo l'anti-juventinità che non mi appartiene, perché io sono pro Napoli, è un'energia positiva che sprecherei invano, non ci deve far diventare miopi, e quindi questo dà ancora più valore, perché se si aspettava il Napoli dopo una vittoria roboante ma con un avversario in grandi difficoltà come il Sassuolo, la Juve è ancora oggi secondo in classifica e sta facendo un campionato solido di vertice, quindi una vittoria pesante, che però, ripeto, arriva tardi. Sì. Mi sottolineava Valentino, dice avevano ammonito Vlahovic ingiustamente, credo, facendogli saltare il prossimo turno, dovevano compensare. Lì ho notato che Mariani dice praticamente 3 falli, ma non erano 3 falli di Vlahovic, erano 3 falli su Kvara. Sì.
e quindi scatta, è strano, in effetti poteva non esserci il giallo per Vlahovic, ma già ne doveva avere 2 Cambiaso praticamente su quelli. Hai detto, guarda che vedi, ma è stato un giallo secondo me giusto, perché altrimenti tornavamo a avere quelle partite dove Kvara prende solo calci e palla e calcio e se ferma l'azione, esatto, proprio a dire, anche se questo è il tuo primo fallo, non deve essere questa la linea della partita, altrimenti non giochiamo più a pallone. Esattamente. E ti leggo questo messaggio di Sasso. Roberto, per Guido, pensi che nello spogliatoio adesso vale più la motivazione e l'incoscienza di questi ragazzi o realismo e classifiche? La maglia oggi era sudata. Io credo che abbiamo un mister che ha le idee molto chiare. È stata una conferenza stampa rapidissima, quindi volendo non ci dà grandi soddisfazioni. Però se uno ascolta bene, non è un allenatore filosofo, molto ancelottiano. Ancelotti non era affascinante come Rafa Benitez. Per me rimangono le più belle le sue conferenze stampa. Però è un allenatore che ha le idee molto chiare, se veramente conosce il calcio come pochi, Ancelotti. Spalletti, e ho scoperto una cosa che noi dicevamo in privato e poi lo dicemmo nelle live, che io dissi secondo me questo si prepara molto nelle conferenze stampa, abbiamo scoperto che lui si preparava, ecco perché poi faceva cadere nel tranello anche quando gli faceva certe domande, riuscivi a portarli a sé gli interlocutori. E tornando, diciamo, per chiudere il discorso a Calzone, ho detto poche cose, una di queste che proprio non è io la classifica che non guardo, che diceva Mazzarri, che è una cosa scellerata da dire, esatto. Anche perché tu perché finisci il campionato, sei retrocesso, no, ma io la classifica non la guardavo, poi sei arrivato nono, io non la guardavo, no, non va bene. Ha detto ormai peggio di così non si può fare, ragazzi, dovete entrare in campo leggeri e giocare. Giocare ed è stata la chiave di lettura, cioè questa squadra è nata per giocare a pallone e ha questo difetto. Oggi un po' meno, per la partita abbiamo concesso più la Juve, oggi la Juve è stata il Napoli sprecona, no? Che ha una percentuale realizzativa inferiore a quella che sono le sue capacità. Infatti Calzone oggi ha detto non va bene per nulla il possesso palla. Noi stiamo avendo con Calzone un possesso palla bulgaro che è peggio di Maestro Sarri. 72, siamo oltre il 70 da tutte le partite. È una cosa impressionante, no? Quindi mi è piaciuto molto e secondo me è entrato in maniera serena nella testa dei giocatori. Lui ha detto io ho parlato poco perché secondo me questi ragazzi ormai hanno talmente tante, è vero, tra i colleghi a inizio campionato, durante le cose, quello non è buono, tesserini stracciati, quello manco interregionale. Juan Jesus è un signor giocatore, mamma mia che signor giocatore, mamma, innanzitutto è precisissimo nella linea, Rachmani anche oggi ci stava costando, pulito negli interventi, pulito nell'uscire nella palla, dove difetta e non è proprio il difensore duro, arcigno, spigoloso nell'uno contro uno stretto. Nessuno ma un giocatore del genere, ma è il più grande difensore bollato che manco in interregionale fa una cosa del genere, è veramente che o è cattiva fede o non lo so che cos'è, chiusa questa parete. Quindi secondo me adesso i ragazzi devono giocare a calcio, non guardare la classifica, devono giocare a calcio, giocare a calcio e poi il mister continua a dire una cosa molto guidesca: tempo non ce n'è. Quindi si tratta tutto di cercare di imparare più nozioni possibili nel minor tempo possibile e recuperare le tante cose che facevano bene, le tante. Questa squadra, ricordiamoci, l'anno scorso ha giocato un gran calcio, non è stato un campionato vinto per caso come qualche tifoso avversario vorrà far chiedere, anche perché il Napoli nella classifica all time degli ultimi 15 anni è secondo dopo la Juve, quindi cioè da Donadoni Mazzarri a oggi il Napoli ha accumulato 1098 punti, cioè la Juve 1200, cioè l'Inter 1053, c'ha più di 40 punti più del Milan 1019, cioè quindi queste cose che sembra lo scudetto trovato per caso, per pura fortuna, senza considerare gli anni fissi a 80, 82, 86, 91, cioè, deve ritornare a giocare a pallone, punto. Deve vincere col Torino, perché tra l'altro in quella domenica ci sono svariati scontri diretti,
quindi sai, anche da un punto di vista emozionale, essere decimi, noni, ottavi, settimi, cioè ritrovare anche il gusto, no, della scalata, della classifica, senza purtroppo sapere, cioè sapendo che non puoi arrivare nelle prime 4, quindi secondo me la deve interpretare così. Lo spogliatoio si starà ormai, ha detto, non ricompattando, le questioni contrattuali sono andate come devono andare, quelle bene, quelle male, come si chiama, adesso si deve portare a compimento il campionato, che è stato un disastro, perché quasi 30 punti dall'Inter non va bene, cioè non ci stanno perché il campo dice questo, però è ovvio che tecnicamente non sono due squadre che differenziano di 30 punti, però se noi abbiamo concesso sul campo questi punti significa che abbiamo sbagliato molto anche nella questione societaria. Scusate, basti pensare, io non ho capito quello che è successo, però pensate, De Laurentiis con l'intervista in settimana, anche se incomincia a prendere voli pindarici, non dice una parolaccia, oggi comunque ne dice 50 in 30 secondi e non so perché è successo, perché non bisogna più parlare con Dazzano, però anche dire ci sono delle cose che non mi piacciono nel net, come si chiama, in questo momento sospendo là, no, devi dire vabbè, però non lo so, è circolato un video che penso ormai avete visto tutti, e quindi va bene. Ringrazio così Martino che chiedeva, anzi diceva più che altro, il palo di Vlahovic, fosse entrato quell'occasione avrebbe cambiato parecchio la partita, e anche serata no in generale per i Bomber, perché anche Osi sbaglia il rigore, però se lo prendo. Sì. Io ve lo dissi facendo l'esempio di Tranquillo, anche se ovviamente il calcio non è il basket dove produci moltissime azioni, non a caso i punteggi sono alti, no? Se un punteggio fosse 90-75 sarebbe un punteggio bassissimo, no? LeBron stanotte, mi sono visto la partita, ha superato quota 40.000 punti, anche se, come ti avevo detto in privato, avrebbero perso i Lakers. Sì, diciamo, se tu guardi l'episodio, oggi degli episodi sono girati male, la Juve bene a noi, ma nel corso della stagione quanti episodi sono girati male a noi non mi piace analizzare, ma tu lo capisci che se quelli pareggio, se quelli vicini, tu devi analizzare la partita. Il mister sarà molto bravo a far vedere le sbavature, e a noi interessano quelle del Napoli, non di Vlahovic, che è un giocatore fortissimo che si è un po' perso alla corte di Allegri. Non era fuori gioco, Daniele? No, non era fuori gioco, lo teneva Rachmani, che se l'è perso, non è affatto fuori gioco. C'è stata anche una bella parata bassa, sempre su quell'azione l'abbiamo sbagliata varie volte, la chiusura sul quinto, sono stati bravi nelle sovrapposizioni, anche noi qualche volta, però loro sono stati più bravi a far arrivare la palla. Considera che il gol nasce di nuovo per un errore di si dirà Meret, non può niente, che Ostica esce altissimo e fa un buco. Tu trovi lì poi tutta la squadra ovviamente scalata, sbilanciata. Chiesa fa quel diagonale chirurgico. Quando rivedrai nelle tue analisi tattiche quell'azione, vai a notare l'uscita molto alta in anticipo a vuoto purtroppo di Ostica. Il calcio è uno sport affascinante e complesso se tu provi a guardarlo nella sua dimensione collettiva di 11 contro 11 e non stracciamo il tesserino a One Jet. Per Guido, nella remota possibilità di rincorsa al quinto posto, è la Roma o l'Atalanta da provare? Io inizio classifica avevo detto proprio inizio campionato che la Roma ci avrebbe fregato, quindi continuo a vedere la Roma. È chiaro che se uno va presso determinati personaggi, tra l'altro a me non piace perché sono meridoniano questo tipo di atteggiamento, quello che tanto Lukaku e Dybala si rompono sempre, non fanno la partita, si è rotto Osimhen, Lukaku ha fatto molto più, mi sembra ne ha saltato una partita di Osimhen e anche Dybala, quindi quella coppia è tosta. Abbiamo lo scontro in casa, anche se la Roma non ha una tradizione sfavorevole a San Paolo. Pensiamo alla partita col Torino. Oggi il Napoli ha fatto una partita di grande attenzione e cuore, con molte sbavature, però la Juve era un po' più fresca alla fine.
rispetto al Napoli, e l'ha sentita la partita, anche se ha dominato 6-1, ne poteva fare tantissimi con il Sassuolo. Quindi c'è prima la partita col Torino, calma, c'è la partita col Barcellona, poi l'Inter, la Roma è lontana ancora. Penso che sia anche una questione che stiamo rifacendo un calcio completamente diverso, che probabilmente può essere anche più dispendioso, perché di coraggio vai molto in avanti, poi puoi recuperare. Leggi questa domanda perché è importante, e bevo un bicchiere d'acqua. Sì, Guido, da inizio stagione che ho il brutto pensiero che la Roma nei prossimi anni prenda il posto del Napoli. Che ne pensi? Sì, da un punto di vista politico-societario sono più forti di noi. Sì, anche se loro hanno avuto una cattiva strategia e una situazione di impasse per quanto riguarda lo stadio, perché in questo De Laurentiis ha ragione. Poi ovviamente inciampa nelle contraddizioni, nel senso che le varie normative sono molto paludose per quanto riguarda la costruzione dell'impiantistica sportiva, ma è anche vero che poi nessuno vuole cacciare, cioè c'è sempre uno scaricabarile, no? Non è come adesso dice, metto veramente soldi miei e costruisco il palazzetto della pallacanestro, come si chiama. Perché la Roma lo volevano fare. Poi c'erano sempre queste operazioni immobiliari molto speculative con alberghi, grattacieli, eccetera. Sarebbe stata un'operazione importante che avrebbe spostato parecchio l'indice non di liquidità, però politicamente la Roma anni fa fallì come la Lazio. Sono due squadre che sono fallite di fatto. Alla Lazio addirittura crearono un decreto ad hoc e poi hanno fatto una norma per non farlo più, che permise allo Tito di spalmare i debiti scontati nel corso di non so quanti decenni, eccetera. Quindi la forza politica è così. Vedi, una delle cretinate che si dice sempre, il fatto per esempio di Maradona è venuto a Napoli in un momento dove Napoli era fortissima politicamente. E invece anche per l'errore di quel documentario, che è bello ma fa quell'errore, Napoli è la città più povera dell'Europa, non solo non era una città povera, ma una città che politicamente aveva almeno 6-7 personaggi, tra Gava, Cino Pomicino, ma soprattutto aveva l'uomo più potente del meridione per almeno un ventennio, che è stato Ferdinando Ventriglia. Cioè, se Cino Pomicino quella notte non chiama Ventriglia e gli dice, tra l'altro Cino Pomicino notoriamente, storicamente il tifoso del Milan, e chiama Ferdinando Ventriglia, andatevi a leggere chi è stato, cioè l'uomo più potente di tutto il meridione per 20 anni. È stato non solo il Tesoro, risuscitò il Banco di Roma dopo che aveva fatto il Banco di Napoli, tornò al Banco di Napoli ed era amministratore delegato e presidente del Banco di Napoli. Di solito non si ha il doppio incarico, e dice guarda che politicamente questa è un'operazione che si deve fare. Tant'è vero che nel Stato della mano di Dio di Sorrentino, anche se è un film sulla famiglia di Sorrentino, un film di finzione, però attenzione, la telefonata che riceve il padre, la finzione cinematografica interpretato dal gigante che è Tony Servillo, è un esponente del mondo della banca, non fu un giornalista, perché effettivamente furono operazioni politiche, non politiche sport, perché Napoli comunque in quel momento aveva esponenti nel mondo politico potenti. Poi fecero fuori Ventriglia, fecero fuori quella nel bene e nel male, tutta quella corrente democristiana che fu distrutta con Tangentopoli, e anche per quello poi il Napoli come città è andata in basso, poi cominciò a riprendersi con il G7 di Bassolino, quello che vide nella famosa foto nel giardino della reggia di Caserta Hillary Clinton con Bill Clinton. Ma queste insomma è storia, sto divagando, però per dire attenzione che l'esercizio del potere è vero, e avere storicamente dei politici forti, anche non necessariamente legati nel senso a quella squadra, quindi è utile. E comunque Roma insomma politicamente intanto è sempre stata la capitale, cioè, del mondo politico. Milano è la capitale della borsa, della moda, eccetera. Quel periodo noi avevamo comunque degli esponenti. Pensa che De Mita era un padre eterno, e l'Avellino per 10 anni consecutivi non lo muovevi dalla Serie B, aveva addirittura le fermate dell'autostrada. Il mondo politico ha sempre, se no la Juve avrebbe avuto Agnelli che si sarebbe occupato di pallacanestro, di tennis, no? Quindi
comunque ci sta, e la Roma rischia di prendere il nostro posto, soprattutto se De Laurentiis si isola. Questo è l'errore più importante, perché invece devi avere strategia. Vedi, il Sassuolo non è più a questo punto utile alla Juventus, l'ha scaricato e il Sassuolo sta affondando. Questo è un discorso molto molto interessante e dà l'impressione che il suo posto possa essere preso tipo dal Monza o si prova come idea di squadra, oppure la Juve intravede nel Frosinone quello che faceva col Sassuolo, cioè dai giocatori e li fa credere. Do un saluto ad Aniello e volevo salutare anche Brian Sorgente che dice: un abbraccio forte, ricoverato al Pascale, mi sento meno solo con la vostra compagnia. Fa piacere farti compagnia, dispiace per questa cosa, un abbraccio fortissimo. E Guido, speriamo intanto che il nostro amico si riprenda, cioè noi gli facciamo compagnia veramente col cuore, ma tifiamo per un ritorno a casa immediato. Più presto. Una prestissima guarigione. Collegandoci con l'arbitro, con l'arbitraggio, che ne pensi di Di Bello? Semplici errori o voglia di rendersi protagonista della serata? Tutte le polemiche che sono scaturite, ma sono molte, non solo Lazio-Milan. La domanda, diciamo, è garbata, posta senza, leggo neanche malizia, eccetera, però io con altrettanto garbo e nessuna malizia dico: non sono io il protagonista, non posso mettermi nella sua testa, quindi posso darti un'interpretazione, però volendo, diciamo, si vuole rendere protagonista, scarsa personalità che si trasforma in un eccesso di personalità, sono sempre ipotesi, no? Io non amo questa, cioè voi avete visto il Super Bowl, no? Tra l'altro si decide a volte per una yard, c'è stata una chiamata difficilissima, tra l'altro, che hanno chiamato gli arbitri, come per esempio nella partita di pallacanestro tra Armani e Napoli su una rimessa laterale, ma lì l'arbitro chiama il fallo, lo elenca, lo declama col microfono, cioè voi vedete questi capannelli, come si chiama, e parliamo di uno sport dove girano milioni e milioni, non è la partitella, ci andiamo a fare la particella al parco, mettiamo 2 zani a terra, Valerio e io giochiamo e chi perde paga la birra, no, lì sono, no? Perché? È la domanda che io mi sono sempre fatto, visto che converrebbe teoricamente in linea di principio a tutti, agli sportivi, ai dirigenti, al pubblico, agli addetti ai lavori, creerebbe un sistema più sereno, più sano, e anche creerebbe più ostacoli alla creazione di episodi di violenza, non li azzererebbe, ma sicuramente nel corso del tempo li ridurrebbe. Perché? E invece continuiamo questo oscurantismo là. Quindi a me non interessa l'episodio singolo, perché siamo uomini, perché altrimenti dovremmo dire che molti miei colleghi sarebbero monchi di mani, visto che no, ma sul fatto che siamo onesti mettiamo le mani sul fuoco, cioè poi ma stiamo avendo, per chiudere, una stagione arbitrale pessima, dove ovviamente l'uomo Juve Marotta, perché quello è lo stile, no? Dice, tra il primo girone di andata e il girone di ritorno, le solite frasi, gli errori si compensano, va tutto bene, eccetera. Ma è una stagione bruttissima, piena di errori, piena di veleni, piena di contraddizioni, piena di anche lo stesso designatore, ma veramente è peggio che l'anno scorso è stata bruttissima, ma è stata sanata da una squadra che ha giocato molto bene e non ha avuto nessun bisogno di... e ha un po' messo il Napoli la sabbia sotto lo sporco sotto il tappeto, non diciamo volontariamente, però invece bisognava correggere tutte le cose, ma in una stagione proprio brutta dal punto di vista arbitrale. Il problema è, chiudo, che se fosse l'errore di un singolo, perché la domanda è onesta, tu dici basta, quest'arbitro lo rimandiamo in Serie C, risolto il problema. Attenzione, è sistemico molto, ed è sistemico anche nel senso di come poi i vari esponenti dei vari TV analizzano in maniera sclerotica e molto diversa lo stesso episodio, perché è facile quando il problema è così individuato e singolo risolverlo, correggerlo, se fosse stato così negli anni l'avremmo corretto, e quindi significa che invece è come una sorta di serpente che fa rinascere costantemente questa testa velenosa, e questo mi preoccupa. Chiaro, è stato un brutto arbitraggio, una brutta partita che ha creato molti veleni
e che immagino, fortunatamente non siamo tifosi né del Milan né della Lazio, perché non ho letto se saranno detti di tutti, no? Alimentati, immagino lo sfogo di violenza. Pensa, a me i milanisti mi hanno dato del laziale per offendermi, quindi alimentato tra l'altro da un episodio che poteva essere evitato, ma questo è quello che tu semini, no? Se tu semini un certo tipo di calcio che è brutto, speculare, di simulazioni, Valerio qua non lo potete proprio prendere in castagno, perché ormai forse non so se un anno e mezzo più che ha proprio preso una linea, ha detto anche sui nostri. Raramente capita, però anche sui nostri. Purtroppo quello che semini raccogli. Se semini zizzana raccogli, rischi di raccogliere questo, però non lo risolveremo fermando, quando dice lo fermeranno per un mese. Assolutamente. E ringrazio tutta la chat e la community che sta salutando Brian. È bello vedere la community così, è proprio siamo fatti di un'altra pasta, me lo dico da solo. Guido, visto che il tempismo è fondamentale, vedi De Rossi, oltre al miniciclo favorevole, sfruttare anche la pausa nazionale per inserire il nuovo allenatore, prendere uno che la allena, cioè la nazionale, era il caso? Vabbè, ma quest'anno tutto quello che si poteva. Sì, ma la cosa grave, nei tempi sbagliati, che questo ha, perché poi Fabio mi chiese, Guido, ma perché questi 30 punti in meno? Perché si è creato un effetto domino tremendo, e noi abbiamo giocatori che giocano molto bene al calcio, e questa cosa la voglio ripetere stasera, perché noi dobbiamo, non è questione di difendere i colori azzurri, me la sono messa apposta per festeggiare questa bella vittoria, ma perché si è raccontato molto male, però non hanno quella personalità alla Ibra, no? Alla Sergio Ramos, no? E non puoi pensare che poi la trovavano durante la stagione quando le cose andavano male, invece li hanno date addosso. Tra l'altro ricordo che sono gli stessi che l'anno scorso hanno vinto, tranne Kim e Lozano, come erano bravi, poi gli stessi tifosi del Napoli andati a zappare la terra, queste cose lì. Le tempistiche sono proprio sbagliate e tardive, cioè l'allontanamento di Mazzarri è tardivo. In più ci abbiamo messo questi pareggi, quei 2 pareggi con Genova e Cagliari ci condannano. Tu pensa, non faccio mollumbi della situazione, però 4 punti in più, cacchio. Perché eri a una partita da superare, la Roma sono veramente pesanti, soprattutto con una squadra che ha girato l'andata a 28 punti, quindi c'ha sul fardello l'obbligo di farne 44 nel girone di ritorno, però ormai quegli errori sono stati fatti, ragazzi, fortunatamente non da Valerio, da Guido, che sono sciacalli, come disse qualcuno, ma almeno questi errori non ce l'hanno. Però così, De Rossi sì, si è trovato, l'avranno anche studiato, che aveva quelle 3 partite, che tra l'altro è stato bravo a vincere tutte, e noi proprio male, però adesso, ragazzi, abbiamo non 12 finali, abbiamo queste 12 partite dove devi fare più punti possibili, e non pensate che siano inutili, perché si costruisce anche il campionato dell'anno prossimo. Bene se fai molto bene, male se fai male. L'anno scorso l'Inter negli ultimi 8 ne vinse 7, e questa cosa è stata troppo sottovalutata, e invece io ve la sottolineo, ho detto mi sta cominciando a preoccupare l'Inter, mi sta cominciando a preoccupare, però ti chiedo nella continuità, nel senso che se viene poi confermato Calzona, tu metti delle basi che poi puoi sfruttare anche l'anno prossimo se finisci bene, ma se poi devi ricominciare con un altro allenatore, io non mi vorrei innamorare di quest'idea, non perché, ripeto, ideologicamente abbia o umanamente qualcosa contro, perché tra l'altro si è posto in maniera così solida e sincera, non ruffiana, quindi perché comunque ci sono delle federazioni da mettere d'accordo, ci sono, sai, nella vita si dice questa espressione, no? Rapporti di buon vicinato. Dovete mettervi anche nei panni di questo mister, che è chiaro si sta sfruttando in maniera per ora assolutamente solida e decorosa questa sua possibilità, senza fronzoli, senza illudere nessuno, però non può nemmeno inimicarsi una nazione, la federazione, che gli ha dato una possibilità clamorosa senza avere esperienza. Ripeto, non sto dicendo che non sarà allenatore del Napoli, non deve essere allenatore, dobbiamo cambiare, però ho detto quest'idea di che la gente non innamorarsi, perché tra l'altro la situazione, sai, non è un allenatore
il traghettatore che non ha nessuna squadra, e diceva perché se fa bene, anche se arriva quinto, non è arrivato quarto, e lui ha tutti gli alibi di questo mondo, dice sono subentrato come terzo, perché no, se i giocatori si trovano bene. Però in realtà è un allenatore a contratto realmente a tempo determinatissimo, no? Che invece ha un altro contratto, sempre su tutti a tempo determinato gli allenatori. Quindi per ora io non mi innamorerò di quest'idea. Mi sta piacendo, e questo è un gusto che io vi invito a ritrovare, intanto vedere la squadra. Pensate che io mercoledì lavoravo, ho visto solo una parte del primo tempo, poi ero in macchina, poi ero insomma sequestrato da tutte le persone che hanno interesse a sentirmi parlare di cinema, poi c'era il film, l'ho presentato, rimango in sala e poi dopo il film l'abbiamo commentato e dopo mi hanno invitato a rimanere e io sono rimasto tutta la notte, anzi probabilmente a dormire lì, tornare, ma invece sono voluto tornare a casa a vedermi, quindi farmi 90 km in macchina, a vedermi la partita, ho scritto il secondo tempo. Mi sono visto anche mezza live di Valerio, che poi ho recuperato l'altra mezza, eccetera, proprio per l'amore per la mia squadra, ma per il gusto di vedere progressi, e fortunatamente li abbiamo trovati nella partita, come oggi, le sbavature. Quindi intanto godiamoci, pur se con un gusto diametralmente opposto rispetto all'anno scorso, purtroppo, queste partite, non che sono 11 finali, 12 finali, perché intanto puoi vedere dei giocatori come migliorano. Oggi Tuare è stato molto discontinuo, non puoi dire una prestazione, si vede che è tremendamente in debito di condizione e ovviamente tra l'altro bisogna anche considerare che quello che insieme ai nuovi acquisti si è inserito da pochissime settimane e si è trovato in questo bordello di cambio di allenatori a essere titolare praticamente in una situazione, quindi ci sono vari spunti, cioè, ragazzi, oggi Kvara ha fatto un gol pazzesco. Infatti Di Lorenzo non ha fatto che lui poteva fare un gol, Di Lorenzo molto bello, ma non ha abbassato il torace, il corpo, è andato leggero, palla tu domani devi sentire la reaction. Allora la reaction verrà postata probabilmente stanotte quando torno a casa, quindi verso le 6 del mattino, non lo so. Comunque ci divertirete. Ti devo chiedere, prima di leggere l'ottimo, vedi, proprio perché di una gentile signora, io mi ero fatto capofila della petizione Liberiamo Kvara da Napoli. Oggi lancio una raccolta firme. Ok. La raccolta firme è di cacciare, ma si faccia presto, direbbe subito Fabio Versati recitando qualcuno, ma subito, Valerio, lo devi cacciare nel più breve tempo possibile, Guido G. Gentile del tuo canale, subito. Raccolta firme immediate. Tra l'altro faccio i complimenti, perché l'altra volta ci sono stati questi inserimenti anche video di due amiche belline. Che bella quest'aria fresca, queste donne competenti che portano anche il sorriso, che portano il buon umore, ma anche tanta qualità e sostanza, no? E io pensavo più amiche belline e meno GGG, quindi lancio la raccolta firme, firmate tutti e cacciate questo brutto hashtag Guido out. Quindi leggi, intanto dobbiamo recuperare il messaggio di Angela. Sì, che ci dice Guido, secondo voi Guido, secondo me migliore in campo stasera per me Kvicia, non solo per il gol ma anche per i cambi di giochi. Spesso ha fatto queste sventagliate da una parte all'altra, il Napoli l'ha fatto più volte, non solo con Kvara, anche Di Lorenzo da terzino a terzino. Ha fatto un gol, come dicevi. Io ti voglio dire una cosa importante prendendomi non quelli che dice le responsabilità. Questa è una stagione secondo me che può essere molto formativa per il nostro ufficio, proprio per le varie difficoltà, perché secondo me sono alcune domeniche che si sta caricando la squadra sulle spalle, anche in partite che non sono andate pienamente a buon fine, no? Ma ho visto un cambio di passo mentale. Tu pensa come è uscito da questo momento dove di nuovo i vari mezzi di comunicazione di massa volevano zuppare il biscotto sulla tirato fuori, polemica, è rotta con l'allenatore. Invece io ho detto questo ragazzo mi sembra un ragazzo molto serio, anche un ragazzo giovanissimo, lui sì, 22 anni, e sta uscendo con personalità e qualità. La qualità la già sappiamo che ce l'ha, si tratta di ottimizzarla, che Kvicia abbia piedi, gambe, intelligenza tattica,
un ragazzo che può addirittura migliorare in tutti i suoi fondamentali. Si tratta di farlo diventare un campione, cioè di farlo diventare sempre di... Oggi ha fatto un gol da campione, perché potevi andare sullo 0-0, la Juve li ha sbagliati quei gol, non è che poi... e invece vai sull'1-0, cambia molto come mentalità, con un bel gol, una bella azione, però lui la tira al volo di prima, togliendo il tempo al portiere. Infatti dirà un errore sul suo palo, ragazzi, il calcio, andate a vedere in quanti centesimi di secondo poi cerca azione e vengo. Ma anche la minima deviazione. Quando la tiri così diventa un tiro sporco, perché batte terra. Ha fatto un gran gol, ragazzi. No, lo devi pensare quel gol. Quello sei così lontano, addirittura il Napoli l'ha twittata male, ha scritto tiro da fuori area. Non è fuori area, è all'interno dell'area. È la velocità di execute, bravo, lo deve, perché è tutto là. Perché se lo fai con un tempo di gioco diverso, infatti poi ci sono state le parate, Scervi se la para, arriva quel centesimo giusto di secondo, mezzo, e te la para, e invece è quella io è un punto su cui ho sempre dibattuto, ragazzi, stiamo parlando di Serie A, di massimi livelli, di alta classifica, sono frazioni di secondo che ti cambiano tra il gol o non gol, tra una scivolata, Juan Jesus, un'azione dove stavamo prendendo contropiede, te la prende con la punta del piede e le riesce a dare, ma stare in forma e non stare in forma cambia tutto, quindi bene, anche glielo darei non solo oggi, glielo darei, non era per niente semplice, ragazzo di una furbizia incredibile. Andate, penso che Valerio, poi non voglio togliere il mestiere, il gusto a Valerio, che ha anche instancabile rispetto a me, ma lui parte fuori la lunetta dell'area di rigore e ha uno scatto fulminante, quindi Juventini, che ho letto era da annullare, no ragazzi, è talmente fuori, dietro, e arriva davanti ai suoi compagni e la mette, tra l'altro imparabile, perché l'incrocio alto, gol anche lì non solo di furbizia, e il timing e la fame. Oggi abbiamo rivisto non una squadra impaurita, romanza, una squadra affamata, che ha ancora delle sbavature, ancora della ruggine, attenzione, questo lo dico per onestà, non per oscecato. Però aveva perso questa fama, non ce l'aveva più in testa l'idea che tu purtroppo arriva tardi che tu hai battuto una big con la Juve, doveva succedere nella fine almeno del girone di andata, e lo dico per onestà, non per buttare pessimismo, però intanto abbiamo fatto, cioè, fammi fare mente locale, è la prima vittoria con una big, a parte l'Atalanta, l'Atalanta sì, se la così, però stiamo parlando sì, delle prime 3-4. Guido, io ti prendo quest'ultima domanda e poi vado a fare delle cose dovute. Vorrei rimanere tutta la notte, però voi sapete, capirete anche che tipo di weekend è. Marco dice: ragazzi, sinceramente non sono soddisfatto, troppi errori elementari, la Juve ha sbagliato le occasioni, ma non va bene, questa è una classica vittoria alla Juventus immeritata. Io capisco il tipo di capisco il commento, però immeritata non mi sento di dirlo. No, questa è una vittoria voluta prima ancora di iniziare a giocare, e io ho visto come è iniziato il Napoli, come ho visto il Sassuolo, nonostante ha preso il gol, e ho detto questa partita la vinciamo, tu lo senti, poi non capita. È chiaro che abbiamo ancora troppo negli occhi, nel cuore e nelle analisi tattiche una squadra più armonica, dominante, più spettacolare, eccetera. È inutile dire quella squadra non c'è più. Il calcio e lo sport è fatto di percorsi. Questa è una tappa importante, tardiva, perché intanto hai una Juve, è vero, in crisi in questo girone di ritorno, e la crisi è avvenuta con diciamo sfumare il sogno scudetto. La sconfitta con l'Inter ha fatto capire quest'anno non ce la facciamo, e ha battuto un po' in testa, però diciamo non è una vittoria né sporca né rubata. Nello sport non è che puoi dominare, i Lakers hanno dominato tutta la partita sempre in testa fino al 75-75, poi hanno perso con 10 punti, e allora che ti devo dire? Ci hanno fregato, lo sport è sport, ragazzi, cioè manco l'Inter vincerà tutte le partite, ci sono delle partite dell'Inter brutte, dove il Napoli ha giocato meglio in questo campionato brutto del Napoli, dell'Inter. È una vittoria figlia di questo campionato, però è una vittoria di testa.
ed è importante. È vero che calcisticamente, è assolutamente vero, perché quasi noi siamo un canale di una tale serenità, abbiamo fatto troppi errori. Io credo che se 1,72, non l'ho visto nel GIG, però dai miei calcoli mentali la Juve sarà circa 2 secondo me di XG, quindi non sono neanche altissimi, e quindi in realtà noi siamo più o meno in linea, loro effettivamente che hanno sbagliato, però la vittoria è importante, ragazzi. La mentalità vincente si costruisce vincendo le partite, ma non tutte le partite le potrai vincere come piace a noi, no? La cosa importante, ma io ho visto un mister estremamente sereno, concentrato e onesto con se stesso, con la squadra, è che la squadra migliori i troppi errori che oggi ha fatto, anche perché non sempre, cioè tu devi adesso mirare, no, il Barcellona, e il Torino non è una partita da prendere sotto mano, deve diventare una partita da vincere per avere il gusto di scalare la classifica, ma una sorta di allenamento, tra virgolette, non quella del giovedì, perché la sfida di avvicinamento è io ho Torino, come si chiama? Ogni allenamento, ogni partita, ogni fallo laterale lo devo sfruttare per migliorare, e io ho solo questo, no, non ho un mese per migliorare, ho una partita e mezzo, quindi io in questo non dico sono più ottimista, sono più concreto. In un ambito più generale direi assolutamente ragione questa analisi, però ogni cosa va contestualizzata sempre nel momento storico, e il momento storico del Napoli è questo, non lo puoi decontestualizzare, no? Poi vedremo, ecco, se col Torino gioca malissimo, allora uno dice e allora poi sono diventati di nuovo più difetti, siamo tornati indietro con la Juve. Se invece col Torino, che comunque è più indietro in classifica adesso anche rispetto al Napoli e alla Juve, il Napoli corregge dei difetti, è chiaro che diranno quelli là, ma il Torino è squadra scala, a me non interessa, a me interessa il percorso. Interessa il percorso. Oggi prendiamoci questa vittoria, intanto darà moltissima, non è morale quelle frasi, darà moltissima convinzione, perché intanto ha rimesso in testa ai ragazzi che loro sono capaci di battere una big, ragazzi. Esatto. Questa è la verità. Altrimenti tu tante parole, anche se giocavi bene, mettiamo che il Napoli giocava benissimo, prendeva un gol di rapina, quella di Chiesa, nella testa comunque, a parte lo so, avrei cercato di difenderli io per la prestazione coraggiosa, sì, ma tu avevi il problema di turno, si esce a testa alta, la solita partita della Juve, ma i giocatori sapevano che ero inferiore alla Juve. Adesso loro non è che sono convinti, il campo ha detto che sono capaci di battere una Juve che in questo momento è legittimamente al secondo posto in classifica, e non è una notizia trascurabile. Vero. Guido, io ti ringrazio infinitamente, è un bel weekend, grazie mille per esserci stato anche in azzurro, che meraviglia. Io ho visto che spero che sia l'ultima volta, spero che questa raccolta firme porti questa Guido out. Ti saluto Valerio, saluto l'amica Bellina e gli amici Bellini, fammi di nuovo mandare un grandissimo abbraccio a Rita e ai suoi fratelli. Sono tornato a casa e quindi ho cancellato un paio di video, quindi in tempo un giorno e mezzo riprenderanno i video, perché ho avuto per Valerio lo sottolinea sempre a fine settimana, un mese di lavori a casa mi hanno distrutto e non potevo vedere più quei cellophane. Valerio aveva sottovalutato che Guidetto è un vecchio cinquantenne, non è un ragazzino. Godiamoci, a parte le vittorie, godiamoci lo stare insieme, amiche Bellini e amici Bellini. Le vittorie poi comunque danno più gusto. Un abbraccio a tutti. E un abbraccio al nostro amico che sta in ospedale. Vogliamo sapere quando esci, avvisaci, perché ci manderà un commento. Ciao Guido. Guido Gentile piano sequenza su YouTube. Amici Bellini, io vi abbraccio, vi bacio, siamo felici, siamo contentissimi. Il Guido out è una cosa sfiziosa. Recupereremo questo messaggio di Francesco che secondo me è interessante. Intelligenza artificiale nel mondo arbitrale, quale applicazione potrebbe avere? Sicuramente se il calcio è vecchio, se si deve fare così. E voglio recuperare anche questa cosa che mi diceva Christian, perché non l'ho notata, e quindi nell'analisi ci deve essere anche questo. Un saluto poco cordiale di Alessandro Di Lorenzo all'inizio della partita, scambio di Gagliardetti, maleducato davvero, lo sottolineeremo, se non lo noto si studia. Perché? Perché le partite vanno viste, vanno riviste, poi vanno analizzate, poi vanno postate. Domani o tra poco, tra qualche ora, la reaction
vi farete, penso, delle risate senza precedenti. Sigla. E questo pure è molto interessante. Raspadori lì che l'ha già fatto, oppure Lindstrom tenendo il cambio, si facesse la conferenza, ma non si sa perché, lo scopriremo. La cosa sicura è che può parlare su Luis, cioè più telecamere e microfoni